Un 67enne di Cavarzere, già affetto da altre patologie croniche, è stato ricoverato nell'ospedale di Padova per le complicanze dovute a infezione da West Nile. Si tratta del secondo caso in Veneto. A giugno, fa presente l'Ulstre Serenissima, era stato segnalato il primo pool di zanzare positive al virus ed erano state messe in atto le azioni previste dalle linee di indirizzo per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi, verificando nel territorio del comune colpito l'efficacia del piano di disinfestazione messo in atto e dando tutte le indicazioni previste dal protocollo regionale. A fronte del caso, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha dato notizie a tutti i comuni del territorio e alle aziende sanitarie confinanti interessate. Come da protocollo, ha spiegato il SISP, sono state impartite le indicazioni di verificare i siti sensibili nei quali rafforzare le azioni di prevenzione degli interventi di controllo del vettore. Abbiamo poi sollecitato continua le parti competenti per informare la popolazione su come difendersi dalle zanzare negli ambienti di vita, ad esempio evitando i ristagni d'acqua, usando i prodotti larvicidi, implementando i dispositivi come zanzariere alle finestre. Si rafforza l'invito a utilizzare repellenti efficaci su pelle e vestiti in ogni occasione di esposizione, non solo a casa ma anche quando ci si muove altrove. Intanto continuano le verifiche nel territorio di Cavarzere per appurare la presenza del vettore nei fossati, oltre alla valutazione degli interventi di disinfestazione più idonei per ridurre la situazione di rischio. Lotta alle zanzare e prevenzione della loro proliferazione e di conseguenza delle possibili malattie trasmesse con le punture di questi insetti, tra i quali anche il West Nile virus. Attività di contrasto che negli spazi pubblici viene effettuata dall'amministrazione, che mette in campo periodici trattamenti larvicidi da aprile ad ottobre. Impegno che però rischia di essere insufficiente se non applicato in sinergia e collaborazione con i cittadini. Di qui l'appello e l'invito dell'amministrazione ad adottare alcune buone pratiche nelle abitazioni e nei giardini privati. Si tratta di piccole attenzioni con l'obiettivo di avere impatto efficace non solo sugli spazi dei singoli ma anche sulle aree pubbliche limitrofe e di conseguenza a beneficio della collettività. L'amministrazione comunale è attiva su tutti i tombini nei parchi pubblici della città con tantissimi trattamenti ciclici lungo tutto il periodo che va da aprile all'incirca fino ormai a ottobre, perché con questi caldi la stagione delle zanzare ovviamente si prolunga. È importante però che anche noi cittadini a casa abbiamo delle attenzioni particolari, per cui quando usciamo soprattutto difendiamoci dalle zanzare con degli spray contro le zanzare, ci copriamo con degli abiti lunghi e in casa invece, soprattutto nei nostri giardini o nei nostri terrazzi, evitiamo il ristagno di acqua, quindi se abbiamo dell'acqua nei sottovasi dobbiamo eliminarla, eventualmente copriamo con delle retine antizanzara i depositi di acqua. Infine l'assessore ricorda l'ordinanza in vigore dal 1 marzo al 1 novembre di ogni anno, ordinanza relativa agli accorgimenti che cittadini e aziende devono obbligatoriamente adottare per limitare la proliferazione delle zanzare. Tra questi il divieto di abbandono di oggetti e contenitori dove possa raccogliersi l'acqua e l'obbligo di trattamento di caditoie e tombini presenti in giardini, cortili e aree esterne in condomini e case private. Ed è un piacere questa mattina avere questi ospiti, ognuno con il proprio lavoro, con la propria esperienza, con la propria competenza, ma parto subito dal dottor Enzo Scaggiante, direttore malattie infettive a Belluno. Buongiorno dottor Scaggiante, grazie veramente di essere qui. Sono partita con questi servizi perché noi vogliamo sentire dalle persone competenti com'è la situazione, come dobbiamo comportarci, perché veramente questi casi magari mettono paura, invece lei magari rassicura. Saluto anche l'avvocato Valentina Pizzol, avvocato di diritti civili, che è qui con noi in presenza. Grazie veramente avvocato. E saluto anche Alessandra Bocchi, avvocato penalista, è collegata con noi da Vicenza. Parleremo di giovani, di violenza, ma non solo. Grazie anche lei, avvocato Bocchi, di essere qui. Allora, dottor Scaggiante, cosa ci dice, cosa ci racconta dopo aver visto questi servizi, com'è la situazione? Prima l'avvocato Pizzo si diceva che i piani alti non ci sono zanzare, invece quest'anno ne ho tantissime. Sentiamo cosa ci dice e come dobbiamo fare prevenzione. Prego, dottor Scaggiante. Beh, come tutti gli anni siamo abituati a quelle che vengono definite le febbri estive, che in realtà sono delle infezioni febbrili che nella gran parte dei casi vengono trasmessi proprio dalle zanzare.
le zanzare che chiaramente si difendono diventano sempre più diciamo forti nonostante le disinfezioni che vengono fatte. È chiaro che la disinfezione che viene fatta non è da sola sufficiente, bisogna anche mettere in campo tutta quella serie di procedure per cui si riesce, diciamo, a essere ad avere dei contatti il più lievi con questi parassiti, diciamo. Dottor Scaggiante, ma noi cosa possiamo fare? Perché abbiamo sentito, ecco, le precauzioni da prendere, però io sono sicura che pochi lo fanno, perché poi sento mi hanno punto, vuol dire che non hanno quelle precauzioni come sta spiegando e abbiamo visto dal servizio. Ma soprattutto noi ci scopriamo, mentre io che ho un banco alimentare dove vengono persone che provengono da tante realtà, loro invece si coprono tutte. Ecco, anche il coprirsi è un buon segnale, ma oltre a questo, specialmente anche questi bambini nei prati, nei parchi, secondo lei c'è abbastanza prevenzione o bisognerebbe fare qualcosa di più? Ecco, e questa umidità, specialmente qui in Val Padana, che veramente ieri era irrespirabile, una cosa incredibile, cosa ci dice? Influisce anche questo? Prego. Ma sicuramente il clima influisce, perché è quella che si chiama febbre West Nile una volta non era presente alle nostre latitudini. L'aumento di temperatura fa sì che questi microrganismi possono essere arrivati fino a qui e aver infettato le nostre zanzare. Ecco, cosa possiamo fare? Per esempio ci sono tutta una serie di repellenti che possiamo mettere a livello cutaneo, questo evitano sicuramente le punture. Dopodiché è bene cercare, quando si va, soprattutto le punture avvengono verso la sera e quindi è bene, diciamo, ricoprirsi il più possibile con indumenti che vadano a coprire gambe e braccia in modo da evitare le punture. L'altra cosa molto utile, siccome queste zanzare poi depongono le loro uova nell'acqua, e quindi evitare tutti i ristagni di acqua che abbiamo a casa, soprattutto nei sottovasi, quindi andarli a periodicamente eliminarli. Più chiaro di così non si può. Sentiamo invece l'avvocato Valentina Pizzo. Adesso partiamo del giusto congedo per le madri gay. Arriva il via libera dalla consulta, una grande vittoria. Ecco, queste donne molto toste che hanno resistito nonostante attacchi anche molto violenti proprio da parte della magistratura. Eppure un passo avanti è stato fatto molto importante. Cosa ci dice, allora, avvocato? Gli attacchi violenti non sono stati dalla magistratura, ma semmai dalla politica. No, è una bella soddisfazione. Questa è una battaglia che ha portato avanti Rete Lanford, che è un'associazione, l'Avvocatura per i diritti LGBT di cui faccio parte, e ha portato avanti quello che secondo l'associazione era un diritto che doveva essere riconosciuto in una coppia di due donne. Quando nasce un bambino, perché sappiamo che tramite la procreazione medicalmente assistita coppie di donne possono avere figli, l'altra madre, quella che non è, tra virgolette, che non era fino a poco tempo fa riconosciuta legalmente, non aveva il diritto di poter chiedere il congedo di paternità, cioè i padri in Italia hanno il diritto a 10 giorni di congedo quando nasce il figlio. Per le coppie di donne questo diritto non era previsto, perché intanto la seconda madre, appunto quella non biologica o partoriente, non era riconosciuta legalmente, ma poi perché si diceva è un diritto del padre, non è un diritto della madre. Questa sentenza arriva in un periodo bellissimo per le conquiste in ambito dei diritti delle famiglie arcobaleno, perché va a, diciamo, ulteriormente colmare il vuoto normativo che esisteva prima, perché a maggio abbiamo avuto la sentenza della Corte Costituzionale che dice che due mamme possono essere finalmente riconosciute come due mamme di un bambino. Era il caso famoso di
degli atti di nascita di Esatto. Padova che il sindaco Giordani formava e Perché poi erano stati però impugnati. un giudice donna, mi ricordo. Una magistrata, sì. Vede perché ho sì. detto la magistrata. Sì, è vero, però vede che io sì, mi ricordo, sì. avvocato, che era Però stata diciamo una che io magistrata donna anche. sì, però diciamo che in un bilanciamento Sì. insomma di tutti gli interessi in gioco, cioè i giudici e le giudici sono sempre stati più dalla nostra parte, ecco, per quanto riguarda i Basta diritti. trovarne una per strada che ti intralcia il però cammino. può anche essere stata, diciamo, in una chiave di lettura diversa, l'occasione per sbloccare una situazione che era diventata paradossale, perché c'erano dei comuni in Italia che formavano gli atti di nascita con 2 mamme e altri comuni no. E quindi a seconda di dove era nato un bambino poteva avere dei diritti oppure no, cioè c'era una situazione di tutela a macchia di leopardo in Italia e quindi non era sostenibile, cioè comunque era una situazione che andava sbloccata e possiamo anche interpretare che questa azione della procura sia stata volta proprio a prendere cognizione del problema e risolverlo in quel senso, perché poi tant'è che la procura ha abbandonato nel giudizio, almeno che riguarda i casi di Padova, l'azione volta a impugnare questi atti di nascita, proprio perché nel frattempo era intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale che ha detto sì, 2 donne possono essere madri di un bambino e a quel punto se io dico che 2 donne possono essere madri di un bambino, allora devo riconoscere anche il congedo all'altra madre quando nasce questo bambino e glielo riconosco sotto che forma? Estendendo il diritto che ha il padre e quindi i 10 giorni, che parliamoci chiaro, non sono niente, perché vogliamo la parità, spingiamo tanto in quella direzione, però ad oggi in Italia cioè non è sostenibile affermare che un padre abbia 10 giorni di congedo, che sono pochissimi, cioè sono veramente pochissimi, cioè in altri paesi nel nord Europa i padri hanno la stessa durata del congedo della madre, quindi 6 mesi uno, 6 mesi l'altro, un anno uno, un anno l'altro. Noi siamo fermi a 10 giorni e ci è parsa già una grande conquista perché è da poco che è stato introdotto. Avvocato, è vero anche però che c'è una forte rabbia anche da parte della politica verso queste decisioni, una parte della politica, perché poi ho avuto anche queste donne gay che vivono con un'altra donna, dove raccontavano che dove vivono sono ben accette. Cioè la società, la comunità le ha accolte, non hanno nessun problema. Cioè questo polverone poi viene sempre sollevato da qualcuno della politica, non dal cittadino. Il cittadino è molto attento a mio avviso perché guarda, verifica, cerca di conoscere, poi se la persona si comporta bene, che non c'è nessun problema, non c'è tutta questa acredine, questa rabbia, questo dire no, non può essere questo. Non pensa che anche certi politici dovrebbero capire che siamo nel 2025, che il mondo si sta evolvendosi, perché sennò è inutile parlare, c'è tutto un mondo diverso da quello che era una volta, però si fa fatica. Io dico sempre, avvocato Pizzol, che ci sarà anche il profondo sud, ma abbiamo anche il profondo nord. E quello invece che mi rende ottimista sono i giovani. Ecco, i giovani, io ho molta fiducia di loro, sono molto più aperti, hanno le idee più chiare, capiscono cosa vuol dire integrazione, accogliere, però purtroppo fanno vedere sempre gli episodi, quelli negativi e non quelli positivi. E allora ecco che si fa tutta di un'erba un fascio, i giovani non capiscono niente, mentre la realtà è che io vedo questa disparità un po' più di rabbia verso i diversamente giovani, più che con i giovani non fanno questo. Cosa dice, avvocato? È proprio questo il problema, nel senso che le nuove generazioni sono ovviamente più aperte, più pronte al cambiamento, ad accogliere le diversità in tutte le loro forme, mentre i meno giovani sono la parte più conservatrice. Il problema è che i meno giovani sono la parte più consistente dell'elettorato attivo, quindi è passivo, quindi alla fine, se oggi ci troviamo in Italia con delle leggi che ancora non rispondono alle esigenze di questa società, è perché di fatto il più è governato ed è gestito da chi ha una certa età e non ha questa lungimiranza né ha la voglia di accogliere questo cambiamento. Poi come tutte le cose, quando non si conoscono certe realtà si ha più paura, quando invece le si conoscono si capisce che non c'è
cioè, tutto il timore, tutte le resistenze che ci possono essere svaniscono banalmente. Io cito sempre questo esempio. Io quando ho fatto le scuole medie avevo 4 stranieri nella mia classe e in una classe di 25 persone 4 stranieri erano pochissimi, quindi venivano visti un po' come le persone diverse, come quelli che avevano la cultura diversa, perché c'era una musulmana, c'era gente che era scappata dalla guerra, insomma situazioni diverse. Quando invece mio fratello, che ha 15 anni meno di me, è andato a fare le stesse scuole, si è ritrovato con una classe di 25 persone, sempre più o meno, dove 11 persone erano di provenienza diversa dall'Italia, e quindi per lui l'integrazione e la diversità sono state all'ordine del giorno. È stato molto più facile per lui capire che ci potesse essere una differenza di cultura, di doversi anche integrare rispetto a queste diversità, e quindi è sempre una questione di conoscenza e di abitudine, quello che di fatto ad oggi ci trattiene nell'accogliere il diverso. Allora andiamo a vedere adesso, per passare all'avvocato Bocchi, invece questo servizio è successo a San Polo, è successo in Finimondo, avvocato. Andiamo a vedere, a sentire e poi commentiamo con lei. Una notte di follia, quella vissuta sabato scorso a San Paolo di Piave. Tutto inizia intorno a mezzanotte quando un 27enne marocchino senza fissa dimora e con precedenti ruba l'auto dal cortile dell'abitazione di una donna in via Roma. Con dei vasi di fiori ha rotto i vetri dei finestrini, è entrato in macchina. È partito, l'ha rubata, fine. Nel cortile ancora i vetri e la terra del vaso di fiori usato per sfondare i finestrini ed entrare nella micra prima di allontanarsi. Una fuga iniziata in via Roma e terminata dopo pochi chilometri in via Callarghe, dove a causa della velocità elevata e delle sue condizioni psicofisiche il 27enne ha perso il controllo della vettura, abbattendo prima un palo della luce e sfondando poi il muro di recinzione di un'abitazione. Ho sentito una macchina che arrivava velocemente perché avevo le finestre aperte. E poi ho sentito un gran colpo e proprio una roba micidiale, proprio un fracasso. Allora mi sono vestita e sono uscita perché mi sono spaventata. Da quel che ho capito, sapete, cioè una macchina ha superato un'altra, lui deve aver perso il controllo della situazione, deve essere praticamente planato. E lui ha detto che come lui è sceso dalla macchina ha visto questa persona che scendeva e che scappava. A bordo strada rimane la Nissan ridotta ad un cumulo di lamiere, come conferma la sua proprietaria avvertita nel cuore della notte di quanto accaduto. I fari non esistono più, il cofano, non c'è più niente. Dopo lo schianto l'uomo scappa nei campi per poi tornare pochi minuti più tardi nuovamente in via Callarghe, dove nel frattempo si sono radunati diversi residenti, tra loro anche una 56enne che sta segnalando alle vetture che transitano di rallentare visto l'incidente poco distante. All'improvviso di fronte a lei compare il nordafricano che l'aggredisce strappandole dalle mani il cellulare. La scena viene vista da un automobilista che riesce a recuperare lo smartphone e a restituirlo alla donna, che spaventata si rifugia nel suo giardino, ma qui viene nuovamente inseguita e raggiunta dal 27enne che la spinge violentemente a terra portandole via il telefonino. La vittima riporta alcune lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Nel frattempo il marito della 56enne sale in auto e tenta di raggiungere il rapinatore, che gli si presenta davanti impugnando un bastone che scaglia contro la vettura mandando in frantumi un finestrino. Marito e moglie, ora sotto shock, non se la sentono di parlare, raccontano solo di un'esperienza molto brutta. Non si può più andare avanti così, dicono. I carabinieri intervenuti sul posto hanno immediatamente dato avvio alle indagini per risalire al responsabile. Grazie agli elementi raccolti e alle immagini della videosorveglianza sono riusciti a identificare il cittadino marocchino, che è stato denunciato in stato di libertà per rapina, ricettazione e lesioni personali. Allora, avvocato Bocchi, non possiamo lamentarci, e lo dico in generale naturalmente, se poi queste persone sono molto arrabbiate col diverso, soprattutto perché non c'è una legge che intervenga severamente. Dopo sentirà anche il sindaco Fantuzzi di San Paolo di Piave, dove dice che questa persona era già conosciuta
perché aveva già fatto delle cose, aveva rotto degli specchietti, delle macchine, era già stato segnalato. Non le sembra, naturalmente non è che abbiamo la bacchetta magica, voi meno di tutti, e anche con le leggi che abbiamo, che forse c'è qualcosa da cambiare e che abbiamo più diritto alla sicurezza? Non le sembra che, ecco, è in semi-libertà, perciò è libero questa persona. Io ho sentito anche il dottor Gratteri cosa ha detto, questo magistrato. Ha detto: se voi pensate che noi abbiamo l'avviso di garanzia che ti permette di avere quei 5 giorni per riflettere, per capire, per sapere come comportarti, intanto quella persona, ha proprio detto, queste sono le sue parole, che è stata minacciata, magari una persona anziana in un condominio, questa persona, ecco, che invece di essere arrestata ha 5 giorni per venire ascoltata e capire com'è la situazione. Non le sembra che qualcuno abbia fatto delle leggi a persona invece che delle leggi a tutela di tutta la popolazione italiana? Prego, avvocato Bocchi. Guardi, a me sembra che ci sia tanta paura, tanto timore e una mancanza di quelle che sono le misure, tra l'altro previste, perché anche la riforma Cartabia prevede delle misure di prevenzione, prevede la possibilità che vengano comunque sentiti antecedentemente l'emissione della misura cautelare, perché in questo caso questo soggetto è in stato di libertà, quindi nonostante ci fossero stati, da quel che capisco, dei precedenti o comunque altri fatti che lo riguardavano. Per cui qui sarebbe opportuno vi fosse una richiesta di emissione dal pubblico ministero di misura cautelare e poi il nuovo interrogatorio che prevede il GIP, quindi la possibilità che intanto fornisca degli elementi, qualora li avesse da un punto di vista difensivo, e poi l'eventuale ordinanza di misura, di custodia, di obbligo di presentazione alla PG. Quindi noi gli strumenti ce li abbiamo. Cosa cambia? Cambia che c'è un timore purtroppo comune e generalizzato anche nella possibilità di fare la querela, perché se ad esempio, come ascoltavo, questi 2 signori hanno paura, potrebbero avere avuto delle minacce, delle intimidazioni, qualcosa, magari nemmeno fanno una querela, quindi poi noi ci ritroviamo con difficoltà sotto il profilo processuale, perché la riforma Cartabia ha previsto anche che qualora non ci siano le querele il procedimento possa anche non partire. Qui verrebbe contestata la rapina, quindi la procedibilità è d'ufficio e dovrebbe esserci in ogni caso l'apertura di un procedimento penale, però guardi Mirella, abbiamo tutti bisogno di essere sicuri e star tranquilli nelle nostre città, perché anche ieri a Vicenza sentivo un turista in zona che sarebbe ormai off limit da noi, che è stazione Campomarzo, aggredito e rubato il cellulare. Quindi abbiamo la fortuna noi di avere delle città venete splendide, con la possibilità di accogliere turisti che non torneranno, perché se vengono qui e vengono rapinati è chiaro che c'è qualcosa che manca. Questi sono soggetti problematici in stato di magari stato di tossicodipendenza, dipendenze da alcol, qualcosa c'è, non sono persone che stanno bene, non sono integrati, non sono soggetti che lavorano perché devono andare a rubare, a spaccare di qua e di là, quindi di sicuro servirebbe un intervento molto forte sia di controllo e anche che ci siano delle misure che ci aiutino veramente. Io su questo sono fiduciosa che prima o poi accadrà qualcosa di positivo. Sentiamo anche l'avvocato Pizzo. Avvocato, cosa ne pensa di questo servizio, diritti civili, ma anche il diritto di vivere tranquillamente nella propria abitazione, il diritto di non difendersi da soli, perché qui alla fine bisogna che si difenda, e poi i danni, chi paga i danni? Sono nullatenenti, perciò bastonati e mazziati, come si dice, perché poi alla fine ti devi arrangiare su tutto. Chi è che ti difende? Prego. Sì, questo è un problema, concordo pienamente con la ricostruzione che ha fatto la collega. C'è anche da dire che se fosse favorita un'integrazione in quel senso e quindi queste persone banalmente lavorassero, avessero dei contratti regolari, potessero in forza di un contratto che hanno accedere a un mutuo, farsi una casa, queste problematiche forse pian piano verrebbero meno.
ritengo io, quindi c'è sempre un problema legato all'integrazione, al problema del confine di ciò che è diverso da me, che ancora ci caratterizza tanto. Cioè, abbiamo veramente un sacco di leggi che vengono emanate sempre sulla scia dell'urgenza, della problematica nata in quel momento. Poi sono sempre decreti legge che vengono fatti in fretta e furia per rispondere a un'esigenza del momento e vengono di volta in volta poi impugnati perché incostituzionali, perché ovviamente una legge per essere ben fatta deve essere ragionata, non può essere frutto di un'onda emotiva dettata dal fatto che ho paura, ci sono successe tot aggressioni in città X, allora facciamo un decreto ad hoc, perché non è così che funziona, bisogna avere una visione più a lungo raggio, credo. Abbiamo anche Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo, apriamo il centralino. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Il problema che stiamo io a parlare degli emigranti è molto grande e grave, perché questi, noi se vuoi, cosa vuol dire che si integra con noi altri? Che noi ne sommigliamo di niente a noi altri. Gli dà un'altra religione, gli dà un altro sistema di vita, non gli dà rispetto per le donne, non gli dà niente. Questa gente che delinque, che bastona la gente, i vecchi, che va in galera, non aiutare. In galera e espulsi a prendere in culo dall'Italia, perché se è vergognoso, mica ho 82 anni e ho le gambe mal ferme, mi metterei in mezzo i compagnia di botte. Ma come si può vivere? Non siamo mai stati a questi idei qua nel Veneto. Allora che mi ho tanti anni, che io era che era delinquenti, ma non delinquenti, ladri delle galline, non quello che combina lui. Una persona anziana che ha bastoni 3 volte e è sempre fuori. Andiamo da vergognarsi, neanche a me cosa fa, che 3 anni che aveva, cosa fa questo problema? Ma tutta è politica, non gli interessa, per fare il presidente, 3 mesi che parla questo e quello, e questi sono i problemi da risolvere alla gente, la gente ha paura di andare a camminare in giro, non si muove da casa. Conosco delle persone più anziane, compagni che va, ma per cosa siamo arrivati a questo punto? Ma per cosa? È giusto aiutarli, chi che scappa dalle guerre, chi che ha bisogno, ma sta gente qua vive solo che per ladrocinio e gli avvocati, ma cosa c'entra? Ti hanno fatto in galera e basta, e sono paesi che tagliano le mani a chi che va a rubare. È un bel sistema per cui a rubare non va più. Grazie, abbiamo sentito le riflessioni di Rinaldo. Dottor Scaggiante, cosa dice invece lei della paura? Ecco, ci sono vari tipi di paura, anche una puntura può fare paura. Quando arrivano sono impauriti oppure com'è la situazione quando si viene punti anche con l'informazione che c'è? Non è che ci sia tutta questa informazione. Ecco, ad esempio un ruolo importante dovrebbe averla anche il medico di famiglia, dovrebbe essere il primo interlocutore. Cosa dice, dottor Scaggiante? Com'è la situazione? Ecco, per cercare di fare proprio prevenzione e anche di non arrivare ai pronti soccorsi. Allora, per fortuna, nella stragrande maggioranza dei casi, queste punture di zanzara, causano solamente una piccola lesione dolorosa nella zona della puntura. Poi è chiaro che anche la trasmissione del virus West Nile nella stragrande maggioranza dei casi è quasi asintomatica. Nelle persone giovani può causare una sintomatologia molto lieve di febbricola, stanchezza, dolori muscolari. Le persone che sono più a rischio sono le persone anziane che hanno delle precedenti patologie e per le quali ci possono essere dei coinvolgimenti anche del sistema nervoso centrale, quindi dei quadri di encefalite, quindi attenzione alle persone anziane nel momento in cui hanno degli importanti sintomi come la cefalea, le vertigini, la difficoltà a vivere e a muoversi normalmente. In quei casi là sono quelli casi in cui accedere al pronto soccorso, mentre nella stragrande maggioranza delle persone giovani
può essere sufficiente un antinfiammatorio. Abbiamo Luciano da Legnago, grazie professor Scacciante. Vai Luciano. Signora Mirella, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Al signor Rinaldo gli do 10 e lode. Noi veneti siamo un popolo di bonaccioni, però non coglioni, scusatemi dell'espressione. Parlate bene, parlate quello che bene. sta succedendo in Palestina. Veramente vergognoso. Ma noi abbiamo la guerra con questa invasione musulmana che non vogliono integrarsi. E non venite a dirmi che noi veneti siamo razzisti. Siamo stati un popolo di immigranti, abbiamo conosciuto la miseria, eccetera, eccetera. Però questa gente ci prendono per i fondelli. Punto e basta, tutti i giorni coltellamenti. A Legnago, ti dico Mirella, 4 musulmani in bicicletta sono entrati in Duomo bestemando il nostro Dio e saccheggiando a Legnago poco tempo fa. Questa gente va data olio manganello a casa sua. Chi rispetta l'Italia, la mia religione e le mie tradizioni, un fratello, resto spazzarli via perché non si può più andare avanti. Le donne la sera hanno paura di andare fuori, anche gli uomini che comandano loro, le panchine, tutto. Non hanno nessun rispetto per l'Italia, la maggior parte di questi musulmani specialmente. Cara Mirella, e non dire, perché lo so che sei una bravissima donna, c'hai un cuore grande e ti ho capito chi sei, però c'è i limiti su tutto, la pazienza ha i limiti. Vai a prendertela con chi non applica delle leggi o chi non fa i controlli, a chi non assume personale, perché si potrebbe impiegare anche l'esercito in certe zone a vedere come funziona, e invece gli eserciti sono anche pagati, ne abbiamo anche qua, non saranno tanti, ma in certe situazioni, come è stato fatto anche a Venezia, forse starebbero anche bene per dare più sicurezza alla fine, anche perché sono anche addestrati rispetto ai cittadini che si devono difendere da soli. Questo è un mio pensiero, ma lo dico tutte le mattine, che forse qualcosa si potrebbe fare, bisognerebbe avere il coraggio di alzare l'asticella come fanno queste poche persone che poi vengono messe tutte quante assieme e danneggiano anche quelli che si comportano bene, che pagano le tasse, che si sono integrati. Sta funzionando così, ma non va bene, bisogna parlarne. Allora andiamo a vedere anche cosa è successo a Vicenza, andiamo a vedere il sindaco Possamai e poi commentiamo su queste mamme arcobaleno. Abbiamo sempre detto che volevamo tutelare i diritti delle bambine e dei bambini, figli di 2 mamme, e in questo caso l'abbiamo fatto in questi 2 anni. Noi abbiamo sempre trascritto quando 2 mamme si sono presentate qui all'ufficio anagrafe. È chiaro che oggi lo facciamo con un altro spirito e con un'altra serenità, perché dopo la sentenza da un lato della Corte Costituzionale e poi della Corte d'Appello è stato sancito in maniera chiara e definitiva la legittimità della trascrizione delle figlie e dei figli di 2 mamme, e quindi siamo contenti di poter dare questo nuovo diritto a chi viene qui in Comune di Vicenza per farlo riconoscere. È triste ancora una volta che sia stata però la magistratura, le sentenze ad arrivare e di fatto a imporre un nuovo principio giuridico, in questo caso quasi come se fosse il Parlamento, mentre dovrebbe essere il Parlamento a decidere. Quindi è vero che oggi la situazione è chiarita ed è chiarita una volta per tutte, altrettanto vero che in un paese ordinato e serio sono i parlamenti a fare le leggi, e quindi che auspichiamo comunque che arrivi una norma che metta questo tipo di fattispecie dentro a un quadro normativo chiaro e ordinato. Allora, abbiamo sentito questo cosa ha detto il sindaco Possamai. Prima di commentare con l'avvocata Pizzo sentiamo Lorenza da Mestre. Salve. Prego. Pronto? Lorenza. Grazie. Io volevo riferirmi proprio a quest'ultimo intervento per tutelare la bimba con le 2 mamme. Premetto che io sì, ho avuto figli, eccetera, per cui piuttosto che i bambini stiano nell'orfanotrofio è meglio che chiaramente ci siano delle adozioni. Io sono più d'accordo fra 2 mamme che fra 2 mamme, diciamo, che così si fa anche un'opera di bene a questi bambini che ne hanno bisogno.
Io sono vecchia, però ne avrei accettato anch'io a casa all'epoca, però diciamo che come istituzione che stanno cercando di attuare eccetera, ne sono contenta, soprattutto per i bambini che appunto non hanno i genitori, e di conseguenza queste due donne hanno fatto veramente una cosa meravigliosa. Grazie Mirella. Grazie Lorenza, ecco, è sempre una donna che si espone nel dire io condivido, perché il primo posto dobbiamo mettere il bambino, l'amore per il bambino, il valore di questa parola che è bambino, che deve crescere con amore, non con 2 o 1 o 3. Perché io mi domando, anche le coppie di separati, ecco, si sono resi conto prima di separarsi che forse sarebbe utile anche parlare con questi figli, alle volte non lo sanno neppure. Ecco, là incomincia il grande problema che abbiamo di questi ragazzi. Cosa ne pensa allora, avvocato Pizzol, di quello che ha detto Lorenza? Ecco, queste donne che veramente stanno cercando anche loro di dire la loro in favore di queste adozioni, di queste coppie che fino all'altro giorno non sono passati anni luce, si faceva fatica ancora a parlare, alzare gli occhi e dire quello che pensavi. Prego. Beh sì, allora intanto bisogna fare una piccola distinzione, perché le notizie che sono circolate da maggio ad oggi riguardano donne non che hanno adottato, ma donne che hanno fatto accesso alla procreazione medicalmente assistita eterologa all'estero, all'esito della quale poi hanno avuto un bambino e adesso sono legalmente riconosciute come 2 mamme. Una volta questo riconoscimento non avveniva a seguito della semplice nascita del bambino, ma doveva passare tramite il percorso dell'adozione in cosiddetti casi particolari, che era un iter che consentiva di dare un vincolo giuridico alla madre non partoriente, ma che comportava appunto comunque un giudizio davanti a un tribunale per i minorenni, eccetera, mentre adesso il riconoscimento è proprio alla nascita. Altra cosa è l'adozione vera e propria, quella che banalmente pensiamo noi, il bambino in orfanotrofio che viene adottato da una coppia dello stesso sesso. Attualmente questa ipotesi non esiste, esiste soltanto la possibilità per il single recentemente, è il frutto di una pronuncia sempre della Corte Costituzionale di marzo, proprio perché abbiamo un legislatore che non fa le leggi e non tiene conto del mutamento dei tempi, e dice che effettivamente una persona single, se dichiarata idonea, perché ha le giuste capacità genitoriali, può benissimo accogliere nel proprio nucleo familiare monoparentale un bambino. E quindi questo è un passo in avanti, la speranza che un domani questa stessa possibilità, visto che si parla sempre di pari opportunità, ma poi le pari opportunità sono difficilmente vengono concretizzate, dovrebbe essere estesa anche alle coppie di donne e alle coppie di uomini che volessero adottare un bambino in stato di abbandono. Abbiamo Leone da Trebasele, che poi andiamo in pubblicità. Vai Leone. Ciao, mille grazie, sono tutto io. Allora, si diceva prima di questo turista borseggiato, poi cosa succede? Che questo turista non può fare causa questo che l'ha borseggiato, e il borseggiato viene lasciato libero. Allora, il sistema dovrebbe essere che quando uno viene borseggiato e questo viene preso, questo borseggiatore viene preso, dovrebbe essere il comune che si occupa di processarlo. Deve essere il comune che lo prende in carica questa cosa, perché un borseggiatore danneggia soprattutto la città, perciò è la città che deve occuparsi di questo, che questo deve essere punito. Poi un'altra cosa, l'altro giorno io ero davanti a casa che mi stavo preparando un attrezzo per tagliare l'erba e sento un rumore e guardo in giro, non riuscivo a vedere cosa, poi ho alzato gli occhi e ho visto che c'era un drone sopra la mia testa. C'era questo drone che era lì. Adesso non so come andrà a finire, ma dovremmo comprarci anche il cielo, dopo che mi sono comprato la terra. Poi un'altra cosa, adesso c'è una moria di olmi, c'è qualcuno che se ne sta occupando. Ciao Mirella, grazie. Abbiamo sentito anche le critiche, le riflessioni di Leone, poi vedremo se riusciremo a invitare qualcuno per dare queste risposte, perché ecco, gli alberi sono fondamentali, importanti, qualcuno dice se ne stanno tagliando troppi, vedremo cosa rispondere a Leone. E adesso andiamo in pubblicità.
Allora, siamo con l'avvocato Valentina Pizzol, siamo col dottor Renzo Scaggiante, direttore malattie infettive, siamo con l'avvocato Bocchi Alessandra che si occupa di penale. Allora, avvocato Bocchi, cosa ne dice di questa riforma di Nordio? Come la vede lei? Perché ci sono i favorevoli e i contrari. Ecco, com'è la vede? Lei dal suo osservatorio importante, perché stiamo parlando con una penalista, prego. Ma io le riforme sono sempre ottimista e credo che sia importante accoglierle comunque con favore e con piacere, anche perché appunto la riforma Nordio ha introdotto quell'interrogatorio che le dicevo prima, che è un interrogatorio che un tempo non si sarebbe mai immaginato. Ne ho fatto uno di recente la scorsa settimana e devo dire che è molto interessante, perché c'è la possibilità appunto che eventuali garanzie difensive vengano tutelate fin da subito, quindi prima dell'emissione della misura cautelare o comunque dell'obbligo di firma, il divieto di avvicinamento, insomma tutte quelle misure che servono come protezione e prevenzione. Quindi io sono a favore, le dirò Mirella, e credo che stiamo comunque in un momento di buona anche evoluzione del diritto, come lo si diceva prima, la trascrizione degli atti di nascita, come si cerca comunque di stare al passo a quello che è il mondo e a tutte le novità che interessano il momento storico, quindi io sono assolutamente a favore. Sentiamo anche l'avvocato Pizzo cosa ne pensa della riforma Nordio. Ma sì, anch'io devo dire la verità, ovviamente le riforme portano sempre delle grandi difficoltà. Per noi che siamo dall'altra parte dobbiamo adeguarci, dobbiamo applicarle, però effettivamente ci sono dei lati. Ma è spento adesso, ma sì. No, sta parlando, prego, okay. Prego, avvocato. Ci sono sempre delle cose che possono essere migliorate e non possiamo stare fermi, cioè è anche necessario. Diciamo che purtroppo forse abbiamo assistito a un eccesso di riforme negli ultimi anni, perché il codice penale, il codice di rito, il codice civile sono cambiati tantissime volte nell'arco degli ultimi anni e una volta non c'era questa frequenza, insomma, nel riscrivere le norme, nel riscrivere il processo, e quindi diciamo che c'era anche da parte dei tecnici, che sono gli avvocati, che poi devono mettere in pratica tutto quanto, una minor necessità di costante formazione, perché ovviamente l'aspetto che si trascura sempre è che quando interviene una riforma l'avvocato poi deve mettersi a casa, studiare bene nel tempo libero, perché non lo può fare mentre sta lavorando, perché mentre sta lavorando deve fare altro. E questo studio di riforma complessiva va fatto a casa, va fatto in un altro momento, e quindi questo è un onere veramente importante che si trasmette poi al professionista, ma non solo a noi, anche ai giudici e a tutti gli operatori collaterali. Perciò voi dite, aspettiamo a vedere come funzionerà, cosa succederà, nella bilancia avremo il peso, adesso abbiamo solo la bilancia, poi vedremo cosa procurerà appunto questa riforma a livello veramente di tribunale, di penale, di giudici, chi ne ha più ne metta. Anche perché in Parlamento abbiamo tantissimi avvocati, mi sembra, abbiamo più avvocati che altre professioni. Sentiamo anche dottor Scaggiante. Dottor Scaggiante, cosa sarebbe anche per lei una buona riforma anche nella sanità? Ecco, lei sì, si occupa di questo, anche qua ci sarebbero dei punti di domanda, cosa si potrebbe cambiare? Questi ragazzi che fanno fatica a entrare in un mondo anche abbastanza complicato al momento, a quello che si dice. Lei come vede la situazione anche nel suo lavoro, i giovani appunto con queste professioni? Prego, dottor Scaggiante. Direi che intanto dobbiamo essere contenti del nostro sistema sanitario italiano e soprattutto del nostro sistema sanitario veneto, che ha una qualità certamente molto elevata e forse non ci sono tanti altri sistemi sanitari così efficienti a livello mondiale. Dopodiché è chiaro che paghiamo in questo periodo qua il fatto che c'è un sottoorganico, quindi i medici che dovrebbero essere nelle varie unità operative sono minori di quelli che servirebbero. Abbiamo un problema di accesso per quanto riguarda anche il personale infermieristico,
E quindi bisognerebbe puntare sul incentivare tutte queste, meccanismi in modo da avere una quantità di operatori sanitari consona a quelli che sono poi i problemi che ci troviamo ogni giorno in reparto. Come vede questi giovani che frequentano il suo reparto? Perché io vedo, ho chirurghi, ho veramente delle eccellenze che dicono invece che sono molto preparati, specialmente queste sale operatorie sono formate molte volte da tante donne, da questa figura femminile. Del suo osservatorio cosa vede? Siamo bene a essere così ottimisti con i giovani? I giovani medici sono molto preparati, sono veramente, vorrei dire, molto più preparati di quello che eravamo noi. Hanno voglia di lavorare. Purtroppo scontrano poi il fatto che non hanno un adeguato riconoscimento per quella che è la loro preparazione e per quello che invece dovrebbero avere, e spesso molti di questi vanno in altri stati, sono costretti a emigrare per trovare anche delle soddisfazioni nel lavoro, perché al di là del fatto economico, che in Italia purtroppo è ridotto rispetto ad altri sistemi nazionali, quello che manca sono anche poi i riscontri dal punto di vista di soddisfazioni personali. Grazie dottor Sgargiante, anche perché, come ha detto lei, dobbiamo anche capire che abbiamo anche la fortuna di vivere su questo territorio dove la sanità funziona. Il problema è che funziona di più forse all'interno degli ospedali, che dopo, quando vieni dimesso, dottor Sgargiante, là è il grande problema. Questi servizi alla persona, specialmente i diversamente giovani, che mancano completamente. Non ci sono, non abbiamo i numeri, una popolazione che invecchia con molte patologie. Veramente grazie dottor Sgargiante di essere stato con noi. Sentiamo però, prima di salutarci, andiamo a vedere questo servizio borseggiatori violenti. Andiamo a Venezia e poi salutiamo anche l'avvocato Bocchi. Ecco cercati in rosso alcuni dei borseggiatori violenti che stanno seminando il panico a Venezia. I due con in testa il Panama, e poi il terzo con cappellino chiaro da baseball e il quarto con occhiali da sole sulla fronte. Dei personaggi adulti, insomma, che ormai si camuffano proprio come dei turisti. Alcuni dei 20 che nella sola mattinata odierna si sono spartiti il terreno di caccia per depredare ignari turisti e veneziani, aprendo loro zainetti, borse e marsupi tra l'Accademia, Carezzonico, Santo Stefano e Calle Larga San Marco, a pochi passi da dove 24 ore fa, tra i passanti e l'indifferenza di troppi, si è consumata l'ennesima brutale aggressione subita da una famiglia di turisti brasiliani in campo San Zulian, nel cuore della città, a mezzogiorno. La famiglia di turisti brasiliani, madre e padre con la bimba di appena 10 anni, aggredita da una banda di borseggiatori che, pur di derubarla, ha usato uno spray urticante ad altissima potenza, lasciando loro vistose chiazze arancioni in ogni parte del volto e del corpo, al pari della gente in transito e di alcune commesse colpite, diciamo così, dalla scia urticante rimasta sospesa nell'aria. Ieri mattina ero di sopra a lavorare, ho sentito che era successo qualcosa, però non ho capito bene esattamente cosa, e ho visto che molta gente tossiva e probabilmente c'era stato un uso di uno spray o di qualcosa. Ma non basta. Il padre, che ha tentato di difendere i suoi cari, è stato anche scaraventato con violenza contro la vetrata di un negozio da uno dei ladri, con una brutalità tale che segna un preoccupante salto di qualità nell'allarme sicurezza. È successo proprio davanti alla chiesa. Qui in campo San Zulian pochissimi negozianti che parlano di fronte alle telecamere. Ma com'è questa zona di solito? Cioè, i borseggi ci sono? Li conoscono tutti i borseggiatori. Sì, è ricca di borseggiatori. I turisti sono sotto, ma anche i veneziani. Bisogna tenere sempre la borsa davanti, poi arrivano anche gli zingari, arrivano gli zoppi alla mattina, c'è quella col bastone, tic tic,
c'è quella con la gamba ingessata, non è bello, ci dovrebbe essere un pochettino più di sorveglianza. Se ogni tanto a due passassero un po' più spesso. A mio avviso bisognerebbe avviare delle indagini, dovrebbe essere una procura che lavori, perché così i vigili non ce la fanno, le forze dell'ordine da sole non possono fare niente, ormai il problema è diventato veramente sistematico. Avvocato Bocchi, allora come commenta e come ci saluta, prego, questo servizio, perché veramente poi ci lamentiamo, ma bisogna avere le antenne alte quando si gira, specialmente in certe città, prego. Questi sono i servizi che indignano veramente e che fanno tutti noi suscitare questa paura, questo terrore. Ecco, il problema, Mirella, qui è il fatto che abbiamo anche poche risorse da un punto di vista di forze dell'ordine, un aiuto servirebbe. Lei prima parlava dell'esercito, noi a Vicenza qui ce l'abbiamo, abbiamo delle camionette che stanno in centro e stanno anche in Campomarzio. Non so se sia cambiato tanto, i vicentini in quelle zone non vanno, se per sbaglio arrivano dei turisti, ecco, è successo quello che le dicevo poco fa, per cui diciamo che abbiamo forse bisogno di un qualcosa di vero, di concreto. Se tutti sappiamo quali sono questi soggetti, perché prima ascoltando l'intervista si sentiva che almeno i commercianti sapevano, sono sempre loro, sono questi e quant'altro. Una bella misura cautelare, un arresto, e se fossero poi non regolari nel nostro territorio, un'espulsione, ecco, vediamo che magari iniziamo ad avere, sì, poi magari ci saranno altri soggetti, perché purtroppo questi non vogliono integrarsi, questi vogliono solo rubare, insomma l'abbiamo capito. Poi a Venezia è anche forse più facile rispetto ad altre. Ma lei sta dicendo, avvocato, che si potrebbe agire, fare, allora perché non si agisce? Perché non abbiamo gli uomini, non abbiamo le risorse, ma deve sempre pagare il cittadino, il commerciante, l'artigiano, c'è sempre la fascia debole, perché chi è che si difende da questi? La legge prevede quello che dice lei, ma se non viene applicata perché non ci sono le persone, i numeri e le risorse, siamo appunto da capo in attesa di, prima c'era la sinistra, allora troppo buonismo, adesso c'è una destra, ma non ci sono i soldi, non ci sono le risorse, c'è la burocrazia. Alla fine noi siamo veramente messi non male di più per quanto riguarda la sicurezza in generale a 360 gradi. Abbiamo Luigi da Buttapietra. Luigi, prego. È caduto Luigi. Allora io, avvocato, come ci saluta? Che mancava il suo saluto. Vediamo se riprendiamo Luigi. È un arrivederci come al solito, Mirella, perché ho sempre piacere di essere presente e di dire un po' la mia, no? Sulla base di quello che faccio quotidianamente, e vi faccio sempre i complimenti perché questa è una trasmissione unica a livello regionale, perché dà veramente spazio a quello che realmente accade, quindi complimenti e un arrivederci, a presto. Grazie, veramente grazie all'avvocata Alessandra Bocchi, penalista, di essere stata con noi, collegata da Vicenza. Saluto ancora il dottor Scaggiante, Renzo Scaggiante, direttore malattie infettive a Belluno. Grazie anche a lei, dottor Scaggiante, di essere stato con noi, mentre l'avvocato Pizzo rimane ancora con noi. Adesso andiamo in pubblicità. Le sentenze dei tribunali vengono prese anche se non si condividono, ma vanno rispettate. Dopodiché se vi sarà un provvedimento legislativo a livello parlamentare è un'altra cosa. In questa fase ovviamente siamo davanti a una sentenza. I sindaci come dovrebbero comportarsi? Beh, i sindaci immagino che debbano applicare le sentenze, visto e considerato che siamo in un paese del diritto. Che poi magari non si condividano lo posso capire, ma in questa fase siamo in una fase nella quale c'è una sentenza. Più che una riflessione, sembra una constatazione quella di Luca Zaia, a pochi giorni dalla sentenza della Corte Costituzionale con cui si riconosce il diritto per le coppie composte da due donne di iscrivere entrambe le mamme, biologica e intenzionale, nell'atto di nascita del figlio nato con fecondazione eterologa, e questo ovviamente nei paesi in cui la pratica è legale. Tema politicamente scivoloso, soprattutto nel centrodestra, con alcuni sindaci che hanno già annunciato l'intenzione di voler disapplicare il disposto o quantomeno di delegare il passaggio su tutti il primo cittadino leghista di Noventa Padovana, Marcello Bano. Il fatto stesso che un sindaco dice mi farò sostituire vuol dire che ci sarà qualcun altro che farà questa azione. Potrebbe aprirsi anche un tema di obiezione di coscienza a questo punto, ma non glielo so dire, insomma, leggo anch'io queste dichiarazioni. Mentre il sindaco di Treviso e presidente ANCI Mario Conte chiede un chiarimento urgente al Parlamento con un atto normativo, l'ortodossia
sia salviniana è rappresentata da Alberto Stefani. Noi riconosciamo la famiglia come composta da una mamma e un papà. Il soggetto da tutelare è il bambino. Noi riconosciamo che un bambino ha bisogno di un padre e di una madre. Questa è la nostra posizione e rimarrà la nostra posizione. Clima politico che in questi giorni è segnato anche dal dibattito sui referendum. A Treviso, a margine dell'avvio di tappa, confronto acceso tra un gruppo di militanti PD e Zaia, contestato per aver invitato all'astensionismo. Lo stesso avete fatto voi quella volta del referendum dell'autonomia alle parole di Zaia, un botta e risposta che si è tinto di rosa. Come fa il Presidente di Regione a dire di non andare a votare? Almeno a invitare a votare. Ma non vi hanno insegnato cosa votare. Siamo di sinistra. Non se lo spiego, perché voi siete quelli che hanno detto ai veti di non andare a votare per il referendum dell'autonomia. Ma non è vero! Io sono andata a votare. Allora, saluto anche il professor Stefano Merigliano, professore emerito di chirurgia, collegato con noi. Grazie professor Merigliano di essere qui, però prima vorrei sentire l'avvocato Pizzo, visto che è rimasta qua, cosa ne pensa di queste prese di posizione. Per le volte però certa politica, non facciamo polemiche, però dicono un padre, una madre, un uomo, una donna, la famiglia tradizionale, poi scopriamo che hanno 2 mogli, 3 figli, 4 figli, l'amante, l'amica. Cioè, delle volte quando si parla bisognerebbe stare anche attenti, perché chi ascolta non è così stupido, sa, vede, ascolta. Forse qualcuno ci prende per degli imbecilli a volte, scusate il termine, ma è così. Cos'è la famiglia tradizionale nel 2025? Avvocato Pizzo, lei che tratta i diritti civili. La famiglia tradizionale è il luogo dove c'è una famiglia che intanto va definita e dove c'è il rispetto per il bambino che questa famiglia ha, e premesso che famiglia è anche la famiglia senza figli. Chiariamo questa cosa. Non è obbligatorio una chiamarsi famiglia è data famiglia anche, solo se hai figli. Avvocato, fermo un secondo, perché abbiamo Luigi da Buttapietra, perché è già caduto 2 volte, poveretto Luigi. Eccolo qua. Eccolo qua Luigi, prego Luigi. Allora, quando sento che le troiade che vengono fuori per televisione sarebbe per uno una cosa semplice. Io sono uno di 11 figli, non uno, 11. E 1000 cose le taglierei come facevano oggi i nostri vecchi. O no? Prego Luigi. Ecco, perché le note che mettiamo i fiori a 2 fenoci o a 2 lesbiche o questo o altro stato, ma che Dio da scherzare? Si vogliono i fiori, si fa a loro. Non è discussione. E dopo un'altra, che dico un'altra, perché questa la me ponse, io portai alla macchina a me fiori. E il signor Zaia, manda sempre i bolli da pagare. Se mondè ai carabinieri abbiamo denunciato, abbiamo fatto quest'altro stato, non c'è niente a fare, bisogna cattarsi l'avvocato. Se la macchina è quello più, cosa gente da fare? Mi dica. No, io ti ascolto, io quello che dico lo dico, io ho ascoltato anche te, giustamente le tue riflessioni da figlio di 11 fratelli, ecco 11 fratelli, che rimpiange i metodi di una volta. Grazie Luigi, sentiremo anche cosa ne pensa l'avvocato Valentina Pizzol, e come si parlava prima, sono le telefonate che fanno riflettere, capire, ma soprattutto io vorrei chiedere anche al professor Stefano Merigliano, in chirurgia, quando si opera, professore, non è che si guardi tanto se è maschile o femminile, ma si guarda all'interno di questo corpo meraviglioso, questa arte bellissima che la natura ci ha dato, veramente un'opera d'arte, il corpo umano. Ma si conosce abbastanza, professor Merigliano? C'è abbastanza informazione anche nei giovani per capire l'importanza e il rispetto del corpo, la prevenzione? Cosa ci dice, professor Merigliano? Ma intanto buongiorno a tutti voi e grazie per l'invito.
Ma il problema sollevato prima di cui parlavate è un problema etico, e quindi come si deve rispettare chi crede nella famiglia tradizionale va probabilmente rispettato anche chi ha un'altra sensibilità e un'altra sensazione. E d'altra parte siamo tutti uguali e siamo tutti diversi. Io credo che su tanti temi, come la sanità, come l'etica, come la procreazione medicalmente assistita, dovremmo lasciare un po' più di laicità a questo Stato, perché bisogna sempre pensare che ognuno di noi è diverso, ci sono sensibilità diverse e d'altra parte, come dicevi, poi dopo alla fine siamo peraltro tutti uguali, siamo tutti uguali di fronte alle malattie, l'abbiamo visto con il Covid, no, non c'è stata differenza tra maschi e femmine. Ci può essere differenza nel fatto che dobbiamo avere più rispetto di noi stessi. Dobbiamo molto chiaro, pensare... veramente, professor Merigliano, ecco, più chiaro di così l'etica, soprattutto questa parola magica che forse in politica viene usata troppo poco, ecco, viene usata nella scienza, anche nella ricerca, ma nella politica io la vedo poco usata. Avvocato, come commenta il servizio che abbiamo visto, le parole del professor Merigliano, la telefonata di Luigi? Beh, sulla telefonata, se posso, mi astengo, perché io quando sento espressioni di un certo tipo riferite a due coppie di uomini, per esempio, siamo nel 2025 e credo che non sia nemmeno il caso di porre troppo l'attenzione e commentare un certo tipo di espressione. Detto ciò, mi piace molto invece quello che ha detto il professore Merigliano, perché il richiamo alla laicità del nostro Stato, è una cosa che spesso ci dimentichiamo per strada, ma è anche prevista dalla nostra Costituzione. E dirò di più sul fatto della parola etica. Più volte la Corte Costituzionale è stata interpellata per capire se c'era un vuoto normativo laddove non si consentivano alle coppie dello stesso sesso, per esempio, di accedere alla procreazione medicalmente assistita, piuttosto di avere il matrimonio egualitario e tutto. E ogni volta la Corte ha risposto che non poteva occuparsi di questo tema, dichiarando l'illegittimità delle norme laddove non consentivano certe cose, perché diceva... questa materia sono materie eticamente sensibili che devono essere disciplinate dal legislatore, che è espressione della nostra democrazia, quindi il Parlamento. Siamo arrivati a queste ultime pronunce della Corte Costituzionale perché? Perché il Parlamento, che ha questo enorme potere, questo enorme dovere anche di legiferare per dare uno strumento a tutela di fronte a delle esigenze concrete, perché i figli nelle coppie omogenitoriali c'erano. Se il Parlamento non lo fa, a un certo punto interviene la Corte Costituzionale, ma noi siamo in un paese dove c'è la tripartizione dei poteri e spetterebbe al Parlamento legiferare, ma se io ho un organo che non fa il suo dovere, la Corte ha dovuto intervenire. Avete capito come sta spiegando molto bene l'avvocato Pizzol. Professor Merigliano, ma soprattutto anche questa sanità, come lei dice, anche prima aveva il dottor Scacciante collegato da Belluno, noi dobbiamo ringraziare, viviamo su un territorio dove la sanità funziona. È vero, dico io, ma è anche vero che chi non ha soldi, non ha la possibilità di curarsi, a volte trova molte difficoltà. Trova veramente una grande difficoltà a farsi operare, a curarsi, sì, le emergenze, ma bisogna vedere se riusciamo. Lei cosa ne pensa e cosa vede? Ecco, cosa le fa più paura e cosa vede invece che sta facendo dei passi avanti la sanità anche nel nostro territorio? Qualcuno dice sono state abbattute le liste d'attesa, non so se è vero, se non è vero, io vorrei sentire anche lei quello che vede, quello che sente, prego. Ma il problema, come abbiamo detto anche altre volte in trasmissione, è un problema estremamente complesso. In questo momento noi stiamo pagando un errore di programmazione fatta diversi anni fa, quando per motivi economici sono stati tagliati le borse di studio agli specializzandi, il numero degli accessi alla scuola di medicina, senza tener conto che in questi anni
22, 23, 24, 25, ci sarebbe stata una grande uscita per motivi di età, quindi per pensionamenti, di tutta quella generazione che era la generazione nata negli anni 50, dove c'era stato un baby boom e dove negli anni 80 c'era stato un'ipertrofia delle scuole, degli ospedali, eccetera. Adesso ci stiamo rimettendo in pari e sono stati aumentati per fortuna i numeri di accesso, sono stati aumentati i posti nelle scuole di specialità, nelle scuole per le scienze infermieristiche, i tecnici. C'è però un altro grande problema che sta venendo fuori, che non c'è disponibilità da parte di una classe di giovani o di persone a fare un lavoro che richiede sacrificio. Quindi noi tra poco copriremo molti buchi e quindi probabilmente molte delle carenze che oggi soffriamo, la mancanza di medici di famiglia sul territorio, la mancanza nelle aree disagiate. Però mancano infermieri, per esempio, perché non entrano nelle scuole infermieri. C'è una grossa fetta di persone, di ragazzi, di giovani, che il pensiero di lavorare il sabato, la domenica, di sacrificare, di avvicinarsi al dolore, perché fare il medico, fare l'infermiere, fare l'operatore sanitario vuol dire avvicinarsi al dolore di qualcuno, alla sofferenza. E c'è una situazione in giro per cui la gente questi lavori li rifiuta. Peraltro vediamo che mancano addetti ai servizi, mancano addetti nei bar, perché la gente, i ragazzi dicono ah no, io sabato non lavoro, la domenica non lavoro. Mancano sempre più volontari. Se voi andate a parlare con la Croce Rossa, la Croce Verde, con molte situazioni, anche la Protezione Civile, ci sono molte persone anziane ma non ci sono giovani. Quindi è un problema da un lato nel passato di errata programmazione, che in parte probabilmente si risolverà e quindi potremmo ritornare a degli organici e quindi coprire quei buchi che oggi ci sono e che non si possono sistemare con soluzioni facili. Fare un medico ci vogliono 10 anni, quindi non ha senso dire ah domani assumiamo, no, ci vogliono 10 anni per formarlo. E per fortuna negli anni scorsi, a partire dal 2018-2019, c'è stato un aumento di studenti in medicina, quindi si pensa che a partire dal 2027-28 si ritorni ad una fase di equilibrio. Però c'è un momento difficile anche nella società, cioè vanno rieducati e vanno ripensate tante cose. E da questo punto di vista, per esempio, torniamo al problema della politica, ma la politica dovrebbe essere molto più neutra, perché noi abbiamo bisogno, per esempio, di persone che vengano da altre nazioni. Ci sono nazioni che hanno un eccesso di giovani, un eccesso di professionalità, e come noi andiamo, molti dei nostri giovani vanno in Europa, noi dobbiamo diventare attrattivi per persone che vengono da altre nazioni. Io la invito tutti i giorni, dottor Scadelli, veramente, professor Merigliano, la invito tutti i giorni perché sta dicendo delle cose sensate. Pensi che io dico quasi tutte le mattine, professor Merigliano, che abbiamo tante persone che potrebbero essere impiegati anche nei lavori umili, quelli che non facciamo più noi, come giustamente dice lei, ma soprattutto anche perché i giovani non sono più quelli di una volta. Non è che devono per forza stralavorare per vivere, devono avere anche i loro spazi, non è più il giovane di una volta, è un giovane cambiato, un giovane che vuole anche lui avere degli spazi e degli orari compatibili e soprattutto degli stipendi adeguati anche al titolo di studio che ha fatto e il sacrificio che ha fatto, e questo non mi sembra che avvenga, anche perché anche qua nel Veneto il lavoro nero, ne abbiamo parlato anche ieri, ecco, gira alla grande e con delle remunerazioni veramente ridicole, con
con contratti fasulli che non esistono neppure. Questi giovani lo capiscono anche molto bene. Vladimiro da Rovigo, poi andiamo. Vai Vladimiro. Grazie Mirella, ciao da ospiti. Una domanda alla signora tua ospite lì in studio. Allora partono. L'avvocato per esempio, Pizzol, Valentina Pizzol. Sì, l'avvocata. Parto per esempio sul fine vita. Per me è giusto che una persona, parlo in dialetto così vado più veloce, per me è giusto che una persona che crede che il Signore esista possa anche pensare che la propria vita non appartiene a se stessa ma al Signore e quindi che decide di vivere alla fine della sua vita in una certa maniera. Così come è giusto che l'altra persona che invece ha un'altra idea della vita possa vivere in maniera diversa alla fine. È giusto che lo Stato dia a tutti quanti una legge uguale, nel senso che per legge tuteli sia la persona del primo tipo che vuole finire per vita in un certo modo che anche l'altra persona, cioè la legge è uguale per tutti nel senso che lo Stato tutela tutte le persone nella loro diversità. La domanda è questa: la famiglia tradizionale, come dire, qual è l'uomo moderno e quello tradizionale? Beh, l'uomo moderno, adesso per dire, è quello che vive in città, studia ingegneria, prende l'aereo, va a Londra, a New York o a Sydney. L'uomo tradizionale è il contadino anziano che ancora vive nel paese e vive come una volta. La famiglia tradizionale per forza è quella come era una volta. La famiglia moderna è quella che è. Cioè, quello che succede. Ecco, mi domanda questa qua. Su questo aspetto qua è possibile che lo Stato possa tutelare entrambe le parti, oppure le differenze così inconciliabili che alla fine la legge o accontenta una parte o ne accontenta un'altra, perché è impossibile, cioè è così inconciliabili che o una o l'altra. Questa è la mia domanda, se può rispondere la ringrazio. Buongiorno. Avvocata. È una bella domanda e denota anche una intelligenza di fondo, se posso permettermi. Prego. Perché ritorniamo sempre al tema banalmente. Unioni civili, cioè la possibilità per due persone dello stesso sesso di unirsi civilmente, e il matrimonio, che sia religioso o civile, per le coppie eterosessuali. Per esempio, quando si è trattato di introdurre la legge sulle unioni civili, qual era la paura di fondo? Alla fine, se una persona non voleva instaurare una relazione con una persona del suo stesso sesso, non avrebbe mai fatto l'unione civile e si sarebbe semmai sposato con una persona di sesso diverso. Quindi aprire la doppia possibilità, cioè non toglie diritti a uno o all'altro, cioè quello che volevo dire è, come il diritto all'aborto, il fatto che esista il diritto all'aborto fa sì che io possa accedere se non voglio portare avanti una gravidanza, ma non mi obbliga ad abortire, quindi in questo senso concilia entrambe le due esigenze. E ogni volta che si osteggia il diritto all'aborto, che cosa si sta facendo di fatto? Si sta osteggiando il diritto della donna di scegliere di interrompere, quindi si sta cercando di limitare una scelta, mai l'altra. Quindi le leggi, quando si riconoscono dei diritti, non si va a togliere qualcosa a chi ha altre possibilità, altri diritti. E questo è il timore di fondo che spesso ha portato a osteggiare certe novità, certi interventi legislativi, anche sul fine vita. Non voglio accedere all'eutanasia, non lo faccio. Cioè, altrimenti lo faccio se lo voglio. Però abbiamo visto proprio ieri, anzi un abbraccio a questa famiglia che è stata accompagnata da questa associazione Luca Coscioni, a questa donna che ha dovuto lei iniettarsi, ecco, perché sennò non ce n'è per nessuno, non si può fare. Vanno all'estero, se vanno all'estero. Sì, però io dico sempre, avvocato, allora qui parliamo così, bisogna avere tutta la burocrazia, tutte queste pratiche. Poi alla fine qualcuno decide, se nasci su un posto sbagliato, di schiacciare un bottone e farti morire, e là non ti chiedono se hai voglia di vivere, se hai voglia di continuare, o devi iniettarti tu questa cosa terribile perché dici non ce la faccio più a vivere così, entrate voi nel mio corpo e forse capirete di più, e si è rivolta alla politica, cosa vuol dire vivere con queste malattie. Ecco, professor Merigliano, ecco, anche lei sul fine vita
di questa donna che ha avuto il coraggio di dire alla politica, specialmente là, e siamo sempre là, e non si deve parlare sempre di politica, ma poi sono loro che decidono il bene e il male, se farci vivere o morire e come. Ecco, come ha visto questa storia? Lei, un emerito chirurgo, ecco, cosa vuol dire? Ecco, vedere queste sofferenze immani di queste persone con dei dolori atroci, non ne possono più, che perdono le finosomie, non sono più loro, questo cambiamento radicale della quotidianità dolorosissimo. Prego, professor Merigliano. Ma io sono totalmente d'accordo con quello che ha detto l'avvocato che condivide con noi questa mattinata. Il problema dei diritti è che non si tolgono diritti agli altri, si danno diritti a chi ne ha bisogno. Il fine vita è un problema grandissimo, è un problema etico, forse è corretto che diciamo lo Stato normi alcune cose per evitare degli abusi, ma in realtà noi medici, noi infermieri, personale del sistema sanitario, ci troviamo quotidianamente di fronte a delle situazioni del genere. E quello che io ho sofferto, se vuole, di questa famiglia è stato non avere vicino un medico, cioè non avere vicino qualcuno il quale faceva questo atto, che è un atto in realtà per certi versi d'amore, perché toglie sofferenza. E chi non ha visto la sofferenza di certi malati terminali, di certi malati, per esempio in questo momento i malati più difficili da gestire sono i malati neurologici, le SLA, persone che restano perfettamente lucide dal punto di vista del sentire, del percepire, dell'ideare, quindi hanno tutta la sofferenza psicologica, eppure hanno un corpo che ormai non risponde più, non riescono a mangiare, non riescono a parlare, non riescono a comunicare. Peraltro ci sono persone che accettano questa situazione e la vedono anche quasi come un viatico catartico verso una fede in cui credono, ma ci sono altre persone che invece percepiscono una sofferenza psicologica inimmaginabile. Quindi non crediate che la donna che decide di abortire non faccia una scelta difficilissima e di grande sofferenza intrinseca, però non va a togliere niente alla donna che in analoga situazione decide di non farlo. Quindi noi dobbiamo avere il coraggio di rispettare tutte e due le posizioni, dobbiamo avere il coraggio, e purtroppo in questa situazione la politica di nuovo dovrebbe essere laica, dovrebbe affidarsi ai tecnici, i quali potrebbero dare delle soluzioni laiche, ma soprattutto ricordandosi che dare un diritto a qualcuno non vuol dire toglierlo ad un altro. E ritornando ad un discorso molto intelligente, forse non colto, di chi è intervenuto prima, la società cambia. I nostri nonni avevano una visione della società diversa. Anche quando oggi si dice ma il figlio di una coppia omogenitoriale non ha l'aspetto psicologico dell'altro sesso durante la sua educazione, ci dimentichiamo che magari 100 anni fa il ruolo del padre e della madre erano talmente diversi che molti figli nascevano o solo con l'atteggiamento psicologico del padre o della madre. Quindi la società evolve, la società cambia, e quindi noi non dobbiamo guardare al passato, dobbiamo guardare al presente e dobbiamo dare risposte laiche al presente, il che non vuol dire non rispettare chi ha una fede religiosa, anche qui, se noi avessimo il coraggio di uno Stato veramente laico, che tu sia musulmano, che tu sia cattolico o che tu sia induista, devi rispettare le leggi dello Stato italiano, punto, perché sei cittadino o vuoi essere cittadino italiano e la tua religione non deve interferire.
Questo è il vero dramma che a volte non riusciamo a capire e che credo sia una delle più grandi carenze della politica italiana. Molto chiaro, grazie professor Merigliano. A lei, avvocato Pizzol, ecco, questi commenti, ecco, si potrebbe migliorare, si potrebbe anche capire che forse dobbiamo aprirci di più, ma soprattutto dobbiamo capire che abbiamo bisogno di meritocrazia in politica. Ecco, questo a mio avviso succede perché delle volte non abbiamo le persone competenti nei posti importanti. Ecco, io lo dico molte volte, è vero, io mi confronto e lo dico. A volte dico, ma chi l'ha messo sul sociale questo non sa neanche di cosa parlo. Ecco, forse l'ho detto anche ieri al segretario del Veneto di Forza Italia, che è anche sindaco, Fabio Chies, che forse le segreterie dovrebbero, specialmente in questo momento dove per 2 anni andremo a votare, sempre di mettere più meritocrazia e capire che questo paese, per uscire dal tunnel, porsi e darsi le risposte che da tanto tempo aspettiamo, deve mettere delle persone veramente preparate, e le abbiamo, non è che non le abbiamo. Certo che se le lasciamo andare via in continuazione perché non li paghiamo, perché non diamo loro spazio, perché forse non le avremo più davvero. Prego. Sì, non solo, cioè, perché le persone preparate indubbiamente ci sono, però la preparazione non è una cosa che ha una fine. Certo. Cioè, come diceva prima il professore, la nostra società è in costante evoluzione, quindi anche la formazione va coltivata. Cioè, a me personalmente è capitato di intervenire in un paio di ULSS per fare formazione agli operatori proprio sul tema delle famiglie omogenitoriali, perché anche banalmente spiegare loro che cos'è una procreazione medicalmente assistita eterologa, una gestazione per altri, tutti i temi affini. Era meglio che lo spieghi se abbiamo anche tempo, perché guardi che a casa non lo sanno ancora, non è che ci sia tutta questa informazione. È semplicemente per dire tutte le modalità con cui una coppia che sia etero o dello stesso sesso può avere dei figli. Tante volte c'è, proprio perché alcuni istituti non sono consentiti in Italia ma solo all'estero, c'è ignoranza, e di fronte alla disinformazione poi nascono certi pregiudizi, nascono certi errori di valutazione, e allora ecco che fare formazione anche rispetto a questo, cioè non si può trascurare il fatto che in tutta Europa siamo uno dei pochi stati che ancora preclude l'accesso all'adozione anche alle coppie eterosessuali semplicemente conviventi, cioè che prevede il matrimonio, l'istituto dell'adozione. Cioè, bisogna considerare che altrove, perché poi queste persone esercitano il diritto di libera circolazione negli Stati membri e vengono anche in Italia, che magari in Spagna 2 persone, 2 uomini sono considerati padri perché hanno adottato in Spagna un bambino, e quando vengono in Italia giustamente vogliono poter essere riconosciuti come famiglia. Ma allora il componente, l'assistente sociale dell'equipe adozioni dell'ULSS di Vicenza piuttosto che di Padova sa questa cosa? La sa? Perché allora capisce come rivolgersi, capisce che deve riconoscere entrambi i suoi interlocutori come padri, come entrambi i genitori di quel bambino, e magari evita di fare certe domande o certe riflessioni perché ha una formazione alle spalle e mette in tal modo a proprio agio anche la coppia che ha davanti, banalmente. No, ma è vero, anche perché noi abbiamo sentito delle interviste anche a figli di questi genitori, sia da uomini che da donne. Io non so perché parliamo ancora così invece di parlare di persone e basta, ecco, perché ancora dividiamo, noi stiamo sempre per dividere. Io ho visto dei ragazzi tranquillissimi, anzi cresciuti con amore, che non si pongono neanche le domande che si pongono molti, loro non sanno neanche cosa sono, perché vivono in serenità, vivono nella tranquillità, accettati dalla comunità, nelle scuole. Cioè c'è qualcosa proprio che non torna, c'è qualcuno che accende sempre il fuocherello che poi diventa un grande falò. Abbiamo Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno alla tua ospite. Mirella, io ho fatto ancora questo discorso che invece di mettere al mondo continuamente figli con queste signore o con questi uomini che vanno a fare un figlio a destra e a sinistra, ci sono istituti pieni di bambini, orfani. Ma perché
non si va a prendere quelli là invece di mettere al mondo ancora figli che in questi anni, Mirella, non c'è neanche più da mangiare, non vedi come crescono? Come crescono? Non so, non capisco più niente e sono lì da anni questi bambini. Dovrebbero andare loro negli istituti a prenderseli. Certo che non vorranno darglieli perché dopo chiudono questi istituti e si trovano senza lavoro. Io la penso così. Vi ringrazio. Sentiamo, avvocato, come commenta la telefonata di Giusy per far capire che non è così semplice adottare o non si può proprio. L'adozione è un istituto lungo, complesso, passa attraverso un tribunale per i minorenni, passa attraverso una valutazione delle le commissioni internazionali, poi bisogna distinguere se è adozione nazionale o internazionale, vabbè, non entro nel merito. Ma il tema è un altro, cioè perché sembra sempre che le coppie gay o coppie dello stesso sesso debbano accedere all'adozione piuttosto che fare figli propri, perché passa questo messaggio, come dire, ma piuttosto di fare figli a destra e a sinistra andate a prenderli negli istituti che ce ne sono tanti. Allora, al netto del fatto che è lodevole l'intento di dire apriamo l'istituto delle adozioni anche alle coppie dello stesso sesso, ma il tema è un altro, perché allora anche agli etero io posso fare la stessa eccezione, invece di fare figli andate a prendere quelli che già esistono. In realtà sappiamo tutti, non ce lo nascondiamo, che facciamo figli nostri biologicamente perché abbiamo il desiderio di vedere nella prole che discende qualcosa di nostro, una continuità, ok? Perché altrimenti la stessa eccezione che si dice ma allora i bambini nell'orfanotrofio diamogli agli altri, alle coppie dello stesso sesso, allora io direi no, e allora bisognerebbe fare lo stesso ragionamento anche per le coppie etero, cioè che prima di figliare, di fare figli vostri, almeno andate a prendervi qualcuno in orfanotrofio. Purtroppo non funziona così. Però di sicuro c'è l'istituto dell'adozione per come è concepito adesso andrebbe rivisto, è un dato indiscusso, è già stato in parte rivisto perché appunto adesso si consente alla persona single, sia donna che uomo, di accedere all'istituto dell'adozione, ma ancora si nega l'istituto dell'adozione alle coppie etero conviventi e alle coppie dello stesso sesso, unite civilmente o conviventi. Non possono adottare? No, la legge è chiara. Avete capito come funziona? Andiamo avanti. Allora andiamo a vedere invece questa festa delle mamme arcobaleno, andiamo a Padova e poi la commentiamo. Questo è un grande giorno e dunque siamo qui per celebrarlo insieme. E vogliamo celebrarlo attraverso anche l'amicizia, la forza delle giunte comunali che ci hanno aiutato, che sono quelle di Padova con Giordani e tutta la giunta. Grazie. La giunta di Vicenza che ci è stata accanto. E anche Verona. Che effetto le fa vedere tutti questi bambini? Emozionante, bellissimo. Calma col vino però, È bello. Ho detto prima, è emozionante. Quando me l'hanno detto che avevano vinto, io ero tranquillo, obiettivamente, perché ho sempre continuato a farlo. Però sapere che hanno vinto le mamme, non io, che hanno vinto loro i bambini e bambine. Padova, Vicenza, Verona, 3 città in festa oggi. Sì, è un momento veramente di gioia per le città, per i cittadini e le cittadine e soprattutto per le bambine e per i bambini, perché di loro diritti si parla oggi, di essere uguali fin dalla nascita, di avere la possibilità di avere 2 genitori che li riconoscono fin dalla nascita e quindi i comuni hanno fatto, alcuni comuni ci hanno creduto e soprattutto la Corte Costituzionale, quindi la Costituzione questa cosa l'ha fermata ieri. E quindi è una giornata di festa, è una giornata appunto di buonsenso, di civiltà, di diritti che non tolgono a nessuno ma aggiungono ai bambini e alle bambine. Convinta che suo figlio crescerà in un mondo migliore? Questa è la speranza un po' di tutte le mamme. Diciamo che oggi è un mondo migliore rispetto a quello di ieri, quindi oggi abbiamo fatto un passettino in più verso il cammino dei diritti. No, noi non possiamo adottare i nostri figli perché nascono a seguito di progetti di genitorialità costruiti con fatica, amore, convinzione e anche molti sacrifici. Di conseguenza sono figli nostri da prima che nascano, figuriamoci se dobbiamo adottarli. Ecco, tante lacrime, adesso però serve anche tante lacrime di gioia
gioia, adesso serve una legge. Sì, la legge dello Stato serve, è quella che chiediamo da 20 anni ed è la via principe per riuscire a tutelare i diritti di tutte le persone di questo Paese. Continueremo a chiederla, una legge che tuteli tutte le figlie e tutti i figli di tutte le famiglie arcobaleno. Grazie ancora. Viva famiglia Arcobaleno, viva la società civile che è al nostro fianco, questo Paese lo cambieremo, lo stiamo già cambiando. Allora, prima di sentire l'avvocata Pizzo, vorrei sentire il professor Merigliano, uomo naturalmente. Professore, se fosse stato là vicino al sindaco Giordani, si sarebbe messo anche lei la maglietta rosa? Ma sì, perché come stiamo dicendo tutta la mattinata, sono diritti dati a qualcuno senza togliere niente a nessuno. Qui è sempre quello il discorso. Noi dobbiamo riconoscere una società diversa, una società che tra l'altro sono dei bambini che avevano dei diritti non ben rappresentati perché mancano le leggi. Tra l'altro io ne avevo parlato con Giordani quando aveva firmato, cioè aveva fatto fare l'iscrizione e poi ovviamente si è andati in Corte Costituzionale e ci eravamo detti stiamo dando un diritto a qualcuno e non lo stiamo togliendo a qualcun altro. E quindi di nuovo ritorniamo sempre a quel problema. Noi dobbiamo prendere atto di una società che è diversa, dobbiamo far sì che i bambini, ma le persone abbiano i diritti che possono avere. È un po' il discorso che diceva adesso l'avvocato. La donna single o l'uomo single può adottare, ma non lo può adottare la coppia omosessuale convivente. Anche qui non si riesce a capire la ratio di questa situazione. Quindi torniamo sempre al concetto dei diritti, ad uno Stato laico che deve garantire i diritti e farli rispettare. La Corte Costituzionale può intervenire per dire questo atto è sbagliato perché va contro la Costituzione, ma non può intervenire dicendo questa è una norma. Il problema della non punibilità di chi aiuta nel suicidio medicalmente assistito è già stata più volte data dalla Corte Costituzionale annullando sentenze, però lo Stato non ha fatto una legge e quindi noi ci troviamo di fronte a delle situazioni a volte moralmente imbarazzanti. Moralmente, lo dico per tanti medici che si trovano di fronte a delle situazioni che adesso ci stanno dando una mano, per esempio i testamenti biologici, la scelta, c'è tutto il problema non solo del fine vita in quel senso, ma anche del non accanimento terapeutico. Anche qui poche persone sanno che si può andare da un notaio o da un medico legale e dichiarare la non accettazione dell'accanimento terapeutico. Però poi il medico si trova a dover decidere quando smettere o quando considerare un certo trattamento accanimento terapeutico. E qui di nuovo concordo benissimo con l'avvocato che c'è bisogno di formazione. La formazione continua è un must che non dovremmo mai dimenticare. Io vengo volentieri nelle tue trasmissioni, Mirella, perché in qualche modo ogni tanto riusciamo a mandare delle pillole di formazione o informazione, a volte sono quasi dei sinonimi, perché la gente deve conoscere com'è la realtà e poi decidere di conseguenza. La ringrazio, professor Merigliano. Io cerco di fare questa trasmissione proprio con l'informazione, ecco, con la corretta informazione da persone competenti. Anzi, le dico anche questo in merito a quello che si parlava prima, che abbiamo pochi giovani anche nel mondo del volontariato, come diceva lei. Forse dobbiamo aprire di più anche gli ospedali a questi ragazzi, già dalle medie dico io, fargli entrare cosa vuol dire l'ospedale, l'area dell'ospedale, il volontariato che c'è all'interno dell'ospedale. Mi ricordo sempre quel ragazzo affetto da leucemia invitato da me che ha detto: quando sono ricoverato io vorrei incontrare i miei amici, vorrei incontrare i giovani,
venite a trovarmi, io ho bisogno di voi, venite a parlare con me quando sono ricoverato. Ecco, forse aprire di più anche gli ospedali. Il professor Gerosa mi ha detto di continuare in questa battaglia che sto facendo, dicendo ai direttori generali di aprire di più questi ospedali, a far capire l'importanza, il valore anche del volontariato all'interno, far capire cos'è l'ospedale, perché c'è un'altra aria, non c'è il profumo della strada, è un altro profumo che tu senti quando entri. Io spero che, ecco, queste eccellenze come lei che ho ospite, vi ringrazio, facciano capire anche ai direttori generali che anche l'ospedale può essere una formazione per un domani, che puoi diventare infermiere, puoi diventare volontario, puoi fare tante cose. Io, vede professore, ho avuto uno studente che ha scoperto la stella variabile, 22 anni, e lui ha detto una cosa molto importante. Io, Mirella, non l'avrei mai scoperta a scuola o su internet. È quando sono andato all'osservatorio astronomico che mi sono innamorato di quello che vedevo, mi ha intrigato, e da là ho iniziato a capire che forse era quello che volevo, la ricerca per scoprire, ma non l'avrei mai fatto, non sarei mai riuscito a scuola, ecco, o su internet. Cosa ne pensa, professore? Forse dobbiamo, è caduto il professore, vabbè, poi lo riprendiamo. Avvocato, come commenta? Beh, io ho tanti colleghi che hanno fatto, colleghi avvocati, cioè compagni di scuola che magari a scuola non erano così bravi, così capaci, e poi invece hanno intravisto la loro passione, il loro interesse in una disciplina che all'università ovviamente hanno potuto coltivare, e sono diventati veramente delle persone con ruoli anche importanti, che hanno fatto delle scoperte importanti. Quindi sì, riconosco che tante volte c'è il rendimento scolastico, o comunque quello che si apprende a scuola può essere d'aiuto fino a un certo punto. Sì, perché le letterine in classe ormai sono anni che queste associazioni vanno, non dico che non serva, però non li intriga più, vogliono diventare protagonisti, e dico sempre: perché la Croce Rossa ha più giovani? Perché li rende protagonisti. Ecco, sono loro che vengono intrigati, sono loro che diventano il numero uno. Questo dobbiamo fare, forse capire che dobbiamo intrigarli di più. Cosa dice? È molto difficile far appassionare qualcuno di qualcosa, è lo stesso tema circa il fatto di avere nella propria vita, è sufficiente a volte avere un bravo insegnante che ti dia quella... che ti accenda quella miccia, quell'interesse, quella passione che poi può essere declinata in vari modi, ma è fondamentale. E saper appassionare è molto molto difficile. Allora, intanto che vediamo se ripristiniamo il collegamento col professor Merigliano, andiamo a vedere un'altra bella festa, ma soprattutto delle sentenze molto importanti. Andiamo a vedere Giordani su sentenza mamma arcobaleno. Il pronunciamento della Corte Costituzionale sull'illegittimità della cancellazione del secondo cognome ad una bambina figlia di una coppia di mamme di Lucca aveva mostrato l'uscita dal tunnel anche alle famiglie arcobaleno-padovane, ma ora che la prima sentenza della Corte d'Appello di Venezia arriva nelle scorse ore conferma quella linea, rigettando i ricorsi presentati alla Procura e dal Ministero contro la registrazione all'anagrafe con i cognomi delle due mamme, biologica e intenzionale, anche per una famiglia di Padova. L'atto di nascita era stato registrato dal sindaco di Padova Sergio Giordani nel 2018, che ha sempre detto di voler tutelare i diritti dei bambini e delle bambine. Grande la soddisfazione per la famiglia di due mamme padovane che nel frattempo hanno avuto un'altra figlia e che ora guardano al futuro con serenità. Ma la soddisfazione è tanta anche per il sindaco Giordani, che dal 2017 non ha mai smesso di registrare all'anagrafe i figli delle coppie di due mamme. Sì, non tanto perché ho vinto in questo caso, ma solo perché ha fatto giustizia nei confronti di queste mamme. Ricordo, sono 53. È stata una battaglia lunga, difficile, in cui ho avuto anche l'appoggio di tantissime. Per me è motivo di soddisfazione che queste mamme siano state riconosciute un loro diritto, che è importante. E lo ripeto per l'ennesima volta, ogni volta queste mamme felici, con gli occhi che ridevano con questi bimbi, per me era un grande gioia. Ogni volta che venivo qua o andavo all'anagrafe a firmare, per cui sono molto soddisfatto e sereno.
Anche la capogruppo PD, Consiglio regionale, la padovana Vanessa Camani, è intervenuta sulla vicenda di fronte a questo nuovo pronunciamento che stabilisce la legittimità dell'iscrizione all'anagrafe dei figli di due mamme. Credo che il solco sia ormai ampiamente tracciato e che risultino del tutto pretestuose e inutili le battaglie legali intraprese dal governo con spirito di pura propaganda ideologica, sottolinea Camani, chiedendo al Parlamento la necessità di legiferare e di riconoscere definitivamente i diritti delle famiglie arcobaleno. Sentiamo il commento dell'avvocata Valentina Pizzol di questo sindaco molto sereno, molto contento di questo percorso che ha intrapreso, non facile di sicuro. No, Prego. È stato estremamente coraggioso e poi devo dire che siccome ho avuto l'onore di assistere 4 coppie a cui era stato impugnato l'atto di nascita del Comune di Padova, ovviamente nel processo che si è instaurato c'era anche il sindaco che si era difeso, che aveva difeso il suo operato, ed è stato molto bello perché è stato proprio di sostegno, cioè non ha formato l'atto e poi ha lasciato le coppie al loro destino, cioè era lì a combattere anche con loro a sostegno della validità di quell'atto e tant'è che poi avevamo avuto ragione, ecco. Sì. È stata una bella vittoria, veramente. Sì, però va detto, cioè, anche a livello amministrativo. Certo, va detto che quello che ha fatto il sindaco Giordani è stato veramente un atto di partigianeria, sì. È stato tosto perché ha continuato, sapeva secondo lui di essere dalla parte giusta. Sì, perché lo ha fatto negli anni in cui c'era una giurisprudenza granitica che diceva che non si poteva fare l'atto, tant'è che addirittura qualcuno aveva anche ventilato di esercitare una forma di azione di responsabilità nei confronti del sindaco perché faceva delle cose che non erano previste per la legge. Invece poi per fortuna è intervenuta la Corte Costituzionale che ha messo a tacere tutti quanti. Allora è ritornato il professor Stefano Merigliano. Professor Merigliano, allora ci eravamo lasciati, era caduto il collegamento con questi ospedali più aperti ai giovani per far capire loro l'importanza, i valori anche della vita, il valore dell'ospedale, le sensazioni. Prego. È una battaglia che condividiamo in tanti, anche perché proprio questa carenza di, chiamiamola vocazione, o comunque di persone che vogliono fare un certo tipo di professione all'interno dei servizi sanitari, il fatto di poter partecipare durante la fase in cui uno sceglie la propria vita futura, poter vedere come si lavora, poter assistere. Adesso gli ospedali sono indubbiamente molto meno chiusi di una volta, poi devo dire che ci sono anche reparti e reparti, perché ci sono reparti dove non è particolarmente facile far entrare degli estranei, pazienti fragili, pazienti che possono essere sensibili ad infezioni portate dall'esterno, quindi sono tutte cose che vanno viste e giudicate. Però per esempio frequentare i pronti soccorsi, dare una mano in pronto soccorso, capire che cos'è la persona che ha bisogno di un primo soccorso, andare presso gli ambulatori periferici, certamente le pediatrie per esempio hanno molto aperto, adesso la pediatria di Padova da tanti anni ha addirittura una scuola al suo interno, permette ai malati, ai bambini e ai ragazzini malati di avere una vita tra virgolette la più possibile normale, e la nuova pediatria che è stata progettata a Padova e che verrà aperta entro l'anno, penso, proprio è stata pensata per questa relazione continua, cioè il bambino o il ragazzino malato non deve essere spiantato né dalla famiglia né dagli amici, e così dovrebbe essere per esempio per gli anziani. Gli anziani ospedalizzati molto spesso hanno grandissimi problemi di relazione, si ritrovano soli, spesso il ricovero provoca un decadimento intellettuale, quindi andare in ospedale, parlare con gli anziani, parlare con le persone che ne hanno bisogno è una parte della cura, quindi
lo sappiamo benissimo, cerchiamo a volte di vincere aspetti burocratici, ma anche aspetti logistici. Non sempre gli ospedali attuali permettono, le stanze sono a volte piccole, sono affollate, ci sono i bis, quindi non è sempre facile mettere anche delle persone al di fuori, però certamente è una delle tante cose da fare. Ed è quello che abbiamo cercato di fare noi. Abbiamo creato il villaggio delle associazioni, 4 giorni dove sono incontrati 120 associazioni di volontariato per capire proprio, professor Merigliano, e lo dico anche all'avvocata Pizzol, chi siamo, cosa facciamo, come possiamo aiutare, prendere questi giovani, accompagnarli. Abbiamo degli educatori meravigliosi, delle persone molto preparate, ma finché rimaniamo divisi non andiamo da nessuna parte. Bisogna fare rete, bisogna capire che tutti non possiamo fare tutto, ognuno deve fare quello che sa, e forse accompagnare anche questi ragazzi all'interno di questi ospedali, da queste associazioni di volontariato, e veramente ne abbiamo tantissime, dall'Avis all'AILA, all'AIDO. Guardate che abbiamo delle associazioni meravigliose con persone preparatissime che potrebbero fare questi percorsi all'interno degli ospedali, aprirli molto di più. Si è già fatto abbastanza, ma come dice il professor Gerosa, forse dobbiamo fare qualcosa di più, dobbiamo andare avanti. Allora andiamo a vedere anche questa intervista che fa capire anche chi sono i nostri giovani. Andiamo a vedere proprio il villaggio delle associazioni, questa associazione libera, e poi salutiamo gli ospiti. Un altro gazebo molto importante, Libera, siamo con? Dario Furlanetto, sono il referente del presidio Libera di Silea. Cosa vuol dire? Perché questo nome, Dario? Beh, Libera è un programma, quello che si sogna è l'idea di un'Italia libera dalle mafie, dalla corruzione, da tutti quei pesi che in qualche modo vincolano la libertà di uno Stato che ogni anno rimette una certa quantità consistente di denaro per conseguenza di attività illecite organizzate. Il messaggio che sta arrivando ai giovani, secondo te, che dovrebbe essere un messaggio di libertà, di uguaglianza, come vedi tu questi giovani e cosa dicono? Beh, allora, posso dire che un paio di settimane fa sono stato a un evento di formazione nazionale concomitante con un raduno di giovani di Libera, e c'era una grande rappresentazione, folta rappresentazione, direi anche molto significativa e attiva e propositiva di giovani. Avete sentito? Sì, è stato bello condividere con loro dei momenti, spazi di riflessione e di ricerca anche di modalità nuove di comunicazione per tenere sempre alta l'attenzione su temi che sono di fondamentale importanza per tutto il Paese. Grazie, buon lavoro e complimenti ancora, grazie. Allora, come avete sentito, i giovani ci sono anche nei posti giusti dove veramente fanno sentire la loro voce, sperando di essere ascoltati. Allora, avvocato, come ci saluta e cosa vuole dire? Ecco, noi abbiamo visto invece il mondo arcobaleno molte giovani, ecco, e questo fa ben sperare, e soprattutto io darei anche il voto ai sedicenni, perché sono molto più preparati di quello che penso, forse hanno paura proprio di questo voto, e perciò in altri paesi lo fanno, noi invece abbiamo paura dei giovani che vanno a votare, o diciamo che non sono preparati, che non sanno, che devono crescere politicamente, come se diversamente i giovani fossero cresciuti politicamente, ma lasciamo perdere. Avvocato, cosa ci dice, come ci saluta? Allora, intanto nell'ambiente mio, proprio sui temi che tratto, c'è una presenza dei giovani e una voce dei giovani che si fa parecchio sentire, quindi anche io mi sento di dire che non è vera questa diceria per cui i giovani sono assenti, anzi. Niente, io ti ringrazio per avermi ospitata. Oggi devo dire che mi è piaciuta particolarmente questa, anche per gli ospiti che sono intervenuti, e niente, è sempre un piacere essere qui e ti ringrazio e saluto tutti e tutte. Grazie veramente, grazie all'avvocata Valentina Pizzol, avvocata diritti civili. Sentiamo come ci saluta il professor Stefano Merigliano, professore emerito di chirurgia. Beh, ti saluto sempre con piacere, perché queste trasmissioni tra l'altro trattano sempre di argomenti stimolanti, e anch'io sono d'accordo che i giovani ci sono,
però dobbiamo dar loro un nuovo modo di pensare, anche di pensare la politica, di pensare, cioè dobbiamo ridargli forse un senso di competenza, di partecipazione, un senso di maggiore attenzione a tante cose. Tra l'altro, quella che tu dicevi è un altro dei grandi problemi: manca una legge veramente ben fatta sul terzo settore, che è un settore fondamentale per l'assistenza, il supporto, l'attività, e anche qui lo Stato a volte è carente, come abbiamo visto. Quindi speriamo sempre, continuiamo a parlarne, continuiamo a stimolare le persone, chissà che un po' alla volta, come la goccia, riusciamo a scavare la pietra. Anche perché, professore, io aggiungo, faccio una piccola parentesi, poi la saluto, i fondi del PNRR e PNR erano destinati al terzo settore, poi sono stati deviati, incolati di cemento, che non ha portato bene a nessuno, ma molte preoccupazioni e molte perplessità, ma erano stati destinati proprio in maggioranza al terzo settore, che è stato completamente dimenticato. Questo va detto perché dovete svegliarvi a casa, non a caso questa trasmissione si chiama Sveglia Veneti. Grazie veramente, grazie professor Stefano Merigliano, grazie ancora all'avvocata Valentina Pizzo. Pubblicità. Saluti a tutti. Finalmente è arrivato l'assessore Francesco Biasin, l'assessore che con il sindaco Rossella Cendron, devo dire grazie, assieme a Paolo Battistini, Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, hanno creato questo bellissimo evento. Perché questo evento? Perché in questo posto bellissimo, e quale messaggio dobbiamo dare con questo evento? Sì, buongiorno a tutti. Questo è un percorso che è iniziato da un po' di tempo in realtà, perché il sogno del villaggio solidale viaggia da un po' di anni. Il nostro sogno è mettere insieme le associazioni con un unico obiettivo, che è quello sia di aiutarsi, ma anche di essere risorsa veramente per i cittadini. Quello che dico sempre è che passare di qua non è conoscere un'associazione, ma è attivare un'opportunità. I cittadini possono incontrare delle associazioni e utilizzare bene il proprio tempo, il tempo libero, che è prezioso, però è per quello doppiamente va gestito bene. Quest'anno abbiamo fatto una scommessa importantissima, che è quella di allargare e di raccogliere un'eredità che era la Sagra della Sardea, che era storica qui a Silea, e di trasformarla in un villaggio delle associazioni. Voi capite che il cambiamento va sempre gestito, ma noi siamo profondamente felici, perché quando si punta sul sociale si fa veramente si fa bingo di solito. Oggi sono qua con i nostri volontari del comune, che sono i primi, sempre in prima linea, tra l'altro colgo l'occasione per ringraziarli, dove c'è da aiutare noi ci siamo, e credo che il principio del villaggio solidale sia proprio questo: rendersi sempre disponibili 24 ore su 24 rispetto a chi ha bisogno, perché è un'opportunità più che altro, è proprio un'opportunità, è gestire bene il proprio tempo e donarlo agli altri. Allora, il villaggio delle associazioni con l'assessore Francesco Biasin. In questo momento stiamo vedendo le immagini dal drone. Guardate che posto meraviglioso dove eravamo, guardate, uno dei posti più belli di Treviso, non solo di Treviso, io penso del Veneto, veramente, con queste associazioni di volontariato che stanno cercando di fare squadra. Ecco, qui vedete si sta facendo la preparazione, stanno arrivando queste associazioni, si stanno posizionando per arrivare proprio all'obiettivo di essere uniti, di raggiungere le persone per far sapere chi siamo, cosa facciamo e come veramente avvicinarsi a noi. Ringrazio e saluto Gabriella Mauro, Presidente Emporio Solidale di San Donà di Piave. Grazie veramente, Presidente Gabriella Mauro, una grande amica che mi aiuta anche con il banco alimentare. Abbiamo iniziato anche tra di noi a scambiarci, come diceva anche dalla Regione la dottoressa Midena, che saluto e ringrazio, che bisogna che iniziamo anche a parlarci, a confrontarci, a vedere come aiutarci tra di noi, e questo è proprio l'obiettivo del villaggio solidale. Prego Gabriella Mauro.
Intanto ringraziamo di questa bellissima opportunità che è stato ritrovarsi con tantissime associazioni e lo scambio, il conoscerci, il crescere nel proprio territorio, credo che sia una delle cose determinanti per il mondo del volontariato, per farci conoscere ma soprattutto per raggiungere quelle povertà nascoste che molte volte sono difficili da raggiungere. E qui ho visto veramente una sinergia incredibile e dobbiamo anche ringraziare te, diciamo in primis, la squadra, ma anche l'amministrazione, certo, perché si è prodigata, si è attivata, che non è sempre così semplice e facile. L'esperienza credo che sia assolutamente da ripetere e sia soprattutto da coltivare, perché si aggiungano sempre di più delle associazioni che si rivolgono sempre di più purtroppo a queste grandi povertà che sono sì vecchie ma stanno aggiungendosi sempre di più e in maniera anche silenziosa e diffusa, e questo ci crea un po' di sgomento, almeno a noi. Un'altra cosa importante, Presidente Mauro, è anche far capire quanto è importante in questo momento molto delicato, specialmente per tante famiglie, avere un punto d'appoggio che sono i banchi solidali, questi empori che cercano veramente di portare quello che non riescono ad avere famiglie anche se lavorano, perché non ce la fanno, però sanno che qualcosa a tavola arriverà grazie a questi empori. Però facciamo sempre più fatica a reperire merce, per fortuna che abbiamo dei privati che aiutano, però la realtà è che dai banchi regionali non arriva quello che dovrebbe arrivare, perché la borsa dovrebbe essere dignitosa, dovrebbe avere un po' di tutto nella quantità giusta, perché noi dobbiamo dar da mangiare per una settimana, anche 2 volte alla settimana. Noi quante volte mangiamo 2 volte al giorno? Uno, anche una, ma sempre tutti i giorni. Ecco, cos'è che nota Presidente Mauro su questa povertà, ma nel silenzio di quella politica che dovrebbe anche intervenire, supportarci? Noi giriamo col notaio, col commercialista, paghiamo per fare i volontari, cioè forse non hanno capito bene che sono ancora in piedi è merito del mondo del volontariato, o sbaglio? E hai colto veramente il punto. Aiutare gli altri non è sempre facile. È vero che il mondo del volontariato cerca in tutti i modi di sostenere sia la fascia debole che anche l'amministrazione, perché in realtà noi siamo in mezzo e cerchiamo di fare quello che le amministrazioni non sempre riescono per 1000 modi. Recuperare tutti i prodotti che sono necessari per una sana alimentazione, perché è facile dire ti do un po' di pasta, ma in realtà noi dobbiamo pensare che sono persone che, bambini, anziani, persone che devono andare nel mondo del lavoro e di conseguenza non possono avere un'alimentazione scarsa o occasionale, tutt'altro. Per cui noi come Empori cerchiamo in tutti i modi di creare rete nei nostri territori. Ringraziamo il progetto dell'Emporio della Regione Veneto che comunque ci finanzia, però non è sufficiente, perché se non avessimo anche tutto quel mondo silenzioso della cittadinanza che si avvicina e ci porta, come in questo periodo, anche il prodotto dell'orto, l'azienda che magari ti paga la fornitura della carne meglio che altro, saremo in grosse difficoltà, anche perché le persone oggi sono un po' svilite. Chi lavora, chi ha già, diciamo così, una situazione familiare normale non riesce ad arrivare a fine mese, non riesce più a soddisfare quello che sono i bisogni primari, e questo crea anche in noi un certo senso di impotenza. Questo che e vedo che dovremo assolutamente sensibilizzare sempre di più e portare avanti questa unione e collaborazione con tutte le associazioni del territorio, perché comunque sia, io dico sempre che il mare è fatto di tante gocce. Pensate che ieri ho parlato con un operaio e mi ha detto: sai Mirella, sono arrivato al punto di pensare se vale veramente la voglia di lavorare. Vale la pena di lavorare? Ho voglia ancora di lavorare? Perché lavorare, essere presi in queste condizioni, lavori anche massacranti, lavori molto pesanti, io mi domando, ma è giusto che vada a lavorare a questo punto? Lavorare per chi? Per cosa? Se invece di andare avanti torno indietro. Sono parole che mi hanno molto scosso, Gabriella, di una persona che stava lavorando
e si chiedeva: ma se questa è vita, cosa faccio io? Ecco, sono domande che dovrebbe porsi qualcuno. Non è da un anno che sentiamo queste cose, sono anni che vediamo che chi lavora veramente non riesce veramente ad avere l'ABC. Pensate, noi parliamo di vacanze, non si va neppure più in vacanza. Guardate che dal lunedì al venerdì non c'è gente che va in giro al mare a divertirsi. Vediamo sabato e la domenica chi può, ma gli altri sono a casa, non riescono a prendersi neppure un gelato. Credete alla Mirella che io vedo e tocco con mano. Oggi ho aperto il banco solidale, perciò stasera facciamo la somma di tutto quello che abbiamo visto. Non sembra, Presidente, che forse questo mondo del volontariato sta ancora una volta, ecco, togliendosi dalla politica ma cercando di dare da solo, centrando l'obiettivo che è quello di aiutare. Cerchiamo di fare rete e aiutiamo, questo è il nostro obiettivo, o sbaglio? No, diciamo che non c'è altra alternativa per il momento, perché vediamo che anche se chiediamo non sempre abbiamo delle risposte dal mondo politico, perché io lo vedo un po' nel mio contesto che nonostante venga aiutata ho uno spazio limitatissimo e sono anni che spero di poter ampliare, perché sappiamo che anche gli spazi sono importantissimi. Ma hai detto giusto sul fatto di questa persona che sta lavorando e che si vede così svilita, perché non ce la fa. Noi come centro di ascolto abbiamo avviato tantissimi inserimenti lavorativi, però alcune volte sono proprio svilenti. Io ho delle persone che si alzano alle 5 di mattino, parlo donne, che si alzano alle 5 del mattino, prendono l'autobus per andare nelle zone balneari a fare, diciamo, qualche ora per delle pulizie e quant'altro. Qualche ora? Esatto, qualche ora, molte volte solo il fine settimana quando c'è il cambio. È vero che nel mondo dell'imprenditoria anche loro avranno tutte le difficoltà possibili e immaginabili, però mettiamoci nei panni di queste persone che molto spesso, dopo aver diciamo, impiegato almeno 5-6 ore fuori casa, hanno in realtà lavorato 2 ore e portano a casa sì e no 20 euro. Questi sono per la spesa, no, non ce la fanno a fare la spesa, perché la spesa devono farla da noi per forza di cose e dovranno pagarsi almeno l'abbonamento. Avete capito? E cercare di avere anche, se vogliamo, un aspetto dignitoso, per cui anche tutte queste cose messe insieme portano non a una soddisfazione ma a un tirare avanti. E questo perché ho voglia di lavorare, trovo un lavoro ridotto, il guadagno finale è abbastanza, diciamo così, scarso. Sì, mi sembra di avere il cane che si morde la coda, ma noi dobbiamo tenere duro perché comunque siamo un punto di riferimento, perché indipendentemente da tutto questo noi siamo lì per dare almeno il cibo di base. Il cibo di base vuol dire carne, vuol dire pesce, non vuol dire solo pasta e pomodoro. Guarda, ti ringrazio Gabriella per quello che hai detto, ma non solo. Noi cerchiamo di dare anche qualcosa di più alle donne, ma anche agli uomini, ad esempio le lamette, la schiuma da barba, il sapone, il bagno schiuma, il profumo, gli orecchini, i braccialetti che ci portano, ecco, perché devono venire dignitose anche i banchi solidali, devono tornare a casa felici. Voi avete visto questi bambini di questi genitori, 2 uomini, 2 donne, noi abbiamo visto bambini felici. Io al banco vedo bambini tristi, ragazzi tristi, perché vivono queste situazioni. Sono famiglie normali, come qualche politico dice, uomo, donna, mamma, papà, ma con ragazzi tristi, perché vivono delle situazioni terribili all'interno di queste mura domestiche. Sandra da Padova, vai Sandra! Ciao Mirella e buongiorno alla signora e complimenti per quello che fa. Io, mio nonno, purtroppo non l'ho mai conosciuto, era di Portogruaro, tutta la famiglia paterna è di quelle parti e io quando vado, sono andato un po' di anni fa, e vedere la campagna, vedere sti luoghi, anche se non ho mai conosciuto mio nonno, mi viene la stretta al cuore. Detto questo, è vero Mirella, non c'è solo il latte, i biscottini,
il caffè, io quando sono fuori dal supermercato che ci sono queste associazioni che mi dicono signora può fare un po' di spesa, cerco di prendere il pomodoro, i biscottini, perché tanto sono cose che vedo che prendono tutti, il caffè, magari del tonno in scatola, delle cipolline, cioè tutte quelle cose che servono anche a fare la pasta, perché una volta, purtroppo sono cambiati gli anni, il costo della vita è diventato enorme, e una volta la nonna, la mamma non buttava, io mi ricordo mia mamma non buttava, io ancora adesso non butto via niente, cioè dal riso avanzato faccio le crocchette, cioè cerco, perché è una cosa, mi viene male vedere buttare in pattumiera certi cibi, e lo sai anche te Mirella che viene tanto sprecato. Dopo anche i supermercati, parlavo con la ragazza del banco e mi diceva sai quante volte io regalerei queste cose, ma non posso perché c'è quello che ha l'allergia, poi non si può. Allora, ma perché poi ci sono anche delle associazioni che vanno a ritirare, però secondo me sono ancora poche e dovrebbero incrementare questo servizio. E allora io dico forza e tiriamo avanti, come dice la Presidente, bisogna avere la forza di tirare avanti e piano e cercare di aumentare le pensioni, gli stipendi, però diminuire anche quello che è i contributi, perché i contributi sono, io vedo mio marito, è un altro stipendio Mirella, e allora darli all'operaio, dargli all'impiegato quel po' di differenza che fa di più sullo stipendio, perché se tu hai 1.500, 2.000, quello che è, e hai magari quelle 100 e 200 in più, servono per fare una spesa. Auguri. Grazie cara Sandra, grazie, molto importante quello che ha detto Sandra. Il ritiro viene fatto anche da chi ha le mense, ad esempio io sarei per aprire molte più mense, ecco, di cercare di allargare questo mondo, di dare loro la possibilità di lavarsi, di prepararsi, di cambiarsi, perché i vestiti ne abbiamo tantissimi da regalare, veramente tanti. Ho dovuto chiudere fino al prossimo anno perché sono strapiena e io non voglio buttare le cose, le voglio regalare, e portano delle cose anche bellissime, hanno portato veramente, forse qualcuno dovrebbe capire, come dice la Presidente Gabriella Mauro, di aprire di più questi spazi. Ho la fortuna di avere questo banco solidale, l'unico in Italia all'interno di un ente pubblico che è la provincia, che era l'ex Teatro di Sant'Artemio, finché mi lasciano, perché non so, anche là ci sono 1000 difficoltà, ma le supereremo, non è un problema, la politica passa, noi invece rimaniamo. Quello che però vorrei capire è che forse qualcuno deve capire che gli spazi vanno allargati, vanno ampliati, perché la popolazione di poveri sta aumentando sempre di più. Che numeri vedi, Presidente? Cos'è che ti preoccupa più di tutto? Mi preoccupa quella situazione che si sta, diciamo, aggravando sempre di più delle famiglie normali, ma soprattutto dei nostri pensionati. Perché noi abbiamo notato negli ultimi tempi, oserei dire dopo la pandemia, anche se ogni tanto dimentichiamo di averla avuta, che ci sono tante famiglie che hanno aiutato i figli e oggi si ritrovano ad aver praticamente fruito già di quella piccola scorta economica che avevano messo per la vecchiaia, usiamo questo. Per cui la cosa più grave oggi è che le persone di una certa età non riescono più a curarsi. Ed è una cosa che mi pesa tantissimo, perché vediamo che andare dal medico di base, ok, ma se devono fare qualcosa di diverso non se ne parla più. Ti dico solo di più, è che è un progetto che vorrei veramente portare avanti, abbiamo cominciato, è un dentista solidale, perché noi vediamo che anche curarsi i denti è diventato un lusso. E non è possibile per persone che hanno lavorato una vita non avere questi piccoli, diciamo così, come servizi che sono semplicemente basilari. Allora noi dobbiamo cercare come mondo di volontariato sì di portare avanti quello che ci siamo anche prefissi, perché siamo un po' in una mission se vogliamo,
ma abbiamo bisogno assolutamente delle amministrazioni, del mondo politico, ma ci deve veramente dare delle risposte e a tempi contenuti, non aspettare anni, perché noi vediamo le amministrazioni passare. Però i nostri cittadini invecchiano e hanno bisogno di cure. Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao. Ciao. E un saluto alla signora che è con te. Grazie. Dunque, volevo dire questo. Sarebbe necessario che tanti politici, con gli stipendi da sogno che hanno, dessero dei soldi a coloro che ne hanno pochi, mettessero a disposizione molti più soldi. Invece ci sarà pure qualcuno che fa anche beneficenza e noi non lo sappiamo, perché uno che fa beneficenza di cuore non lo dice in giro. Ma molti politici si dovrebbero vergognare di non dare niente a tutti questi bisogni che tanti italiani hanno, che si vergognino, ma noi non potremo mai, questi politici non ci daranno mai qualcosa di loro. Il loro egoismo purtroppo è questo. Vi ringrazio. Guarda Livio, io dico sempre questa cosa che non mi torna, è come se fare beneficenza fosse una vergogna. La faccio in privato, ma perché la devi fare in privato? Anzi, io penso che l'opinione pubblica, se sa che questo imprenditore fa beneficenza, lo apprezzi anche molto di più. Oltretutto la beneficenza poi viene anche detratta dalle tasse, lo diciamo anche questo, non è che fai beneficenza e chiuso, puoi anche detrarla perché ci sono delle leggi che regolano, forse anche questo che si vergognano poi di detrarre dalle tasse la beneficenza o forse non lo dicono per quello. Io invece direi di dire chi fa beneficenza, perché sapete io la faccio già, questo la faccio già. Non torna tanto i conti alla Mirella, come non tornano il 5 per 1000, tante donazioni, pochi soldi che arrivano, come mai ce lo spiegano? Perché veniamo tassati anche là, c'è un tetto anche sulle donazioni che voi fate. Capite che non è così semplice, che la politica deve intervenire. Però adesso andiamo a vedere, c'era anche la cultura al villaggio solidale, andiamo a sentire questo scrittore Sonego, che voi avete anche avete avuto l'occasione di conoscere, Luciano Sonego, al villaggio delle associazioni. Un'altra associazione, Il Perché Online, siamo con Luciano Sonego, sono il presidente di questo giornale del quale si legge Il Perché Qui Prodest di Conegliano. Cosa vuoi dire? Perché hai deciso di venire anche tu a far parte di questa bellissima rete di associazioni? Beh, noi siamo aperti a tutte le possibilità che abbiamo per farci conoscere. Cerchiamo di in qualche modo dare il nostro contributo al fatto che la gente non conosce tante cose e noi cerchiamo in qualche modo di fargliele capire in un modo semplice, diciamo, senza creare troppi problemi di comprensione, usando parole non comprensibili a chi tante volte non le conosce. Il perché per un futuro consapevole, cosa vuol dire, Luciano Sonego? Vuol dire che noi viviamo in un mondo quasi totalmente sconosciuto. Pensiamo di sapere tante cose, in realtà ci rendiamo conto quando studiamo, quando capiamo le cose, che quello che sapevamo non era proprio esattamente quello che conoscevamo. Cioè il mondo è tutto da scoprire, noi dobbiamo essere in grado di cercare la verità, di cercare quelle cose mancanti che la gente non riesce a capire. E è un mondo nuovo ogni giorno, qualsiasi cosa noi studiamo ci accorgiamo che dobbiamo levare i paletti che ci siamo fatti nella nostra vita e guardare nella distesa del prato, diciamo, perché abbiamo capito di non aver capito e quindi stiamo sempre... Perché? Esatto, perché, ecco, questo è. Grazie Luciano Sonego, grazie, buon lavoro. Allora, Presidente Mauro, perché? Perché facciamo volontariato? Perché ci siamo impegnati in un percorso molto impervio, con molte difficoltà, molti paletti, eppure ci siamo, non vogliamo resistere, dico io, prego.
Perché facciamo volontariato? Ma credo che sia forse un esempio di famiglia, l'ambiente che ci circonda, il leggere i bisogni degli altri. Tu prima hai detto ci sono tanti imprenditori che aiutano, sono silenziosi, è vero. Perché anche noi per l'Emporio Solidale appunto del Basso Piave abbiamo delle aziende che sono generose e che senza di loro non riusciremo assolutamente a dare quanto diamo. Sono silenziose, sì, per una forma di pudore credo, non perché si vergognino di quello che fa, ma perché hanno timore qualche volta di mettere in piazza e sentirsi dire ah ma quello diciamo così vuol farsi vedere bello. Io credo che invece dobbiamo sempre di più, e qui prendo le tue parole, dichiarare, comunicare, perché in questo modo diamo l'esempio perché aiutarsi l'uno all'altro è semplicemente normale, e questa società che sta creando diciamo dei preconcetti o dei atteggiamenti che non sempre sono corretti, però dobbiamo dire una cosa, che solo l'aiuto l'uno con l'altro, che sia dal privato, dal mondo politico, l'uno con l'altro, anche diciamo tra poveri, l'aiuto è anche una parola, un sorriso. È chiaro che bisogna avere la pancia piena. Rimango sempre su quella base, perché la persona non può lavorare, non può presentarsi nel mondo del lavoro se non è ben nutrito, se non è lavato, se non ha diciamo, l'abito diciamo, dignitoso. Per cui anche questo fatto di fornire sia i prodotti per l'igiene sia l'abbigliamento è semplicemente normale, non è un lusso e non è neanche un capriccio. Per cui io dico sempre a tutte le persone che ci stanno ascoltando, e so che tu hai un'audience molto molto alta, non buttate via nulla, perché agli empori si raccoglie davvero tutto. Noi stiamo pensando anche di cercare di aprire uno spazio per il baratto, perché? Perché quante cose belle possiamo avere e magari non utilizzate, magari ne abbiamo bisogno di altre, magari anche di una prestazione da qualcun altro, per cui aiutiamoci, perché è l'unico modo per sostenerci. L'evento che tu hai organizzato con le associazioni è stato una miniera di informazioni, di scambio, e questo dovrebbe avvenire un po' in tutti i territori, e io spero, e te lo dico qui, spero di poterti portare anche nella mia zona che è il San Donatesi. E andremo anche a San Donà di Piave. Allora, intanto che adesso Gabriella Mauro parla, vorrei vedere anche queste immagini dell'Emporio Solidale di Gabriella Mauro, per far capire anche le parole che ha detto. Ecco, noi continuiamo a rilanciare. Tu Presidente hai detto spazi più grandi, ecco, un dentista, cercare di fare magari il baratto, tante cose, perché dobbiamo allargare gli orizzonti, capire dove possiamo parare per aiutare queste famiglie, come aiutarle, perché come potete vedere sono problemi molto grandi. Prego Gabriella. Sì, noi dobbiamo avere questi, diciamo così, magazzini, questa distribuzione, perché quando le persone vengono da noi possono fare una scelta di prendere la spesa settimanale oppure quella mensile, perché non tutti hanno i mezzi. Poi dobbiamo fare le consegne a domicilio per tutte quelle famiglie di anziani o che non hanno i mezzi. Per cui lo spazio è importantissimo, perché comunque dobbiamo mantenere il minimo che deve essere il rispetto dell'igiene, mantenere la catena del freddo e tutte queste cose, per cui anche andare ai supermercati per ritirare quello che sono le eccedenze o dei prodotti non vendibili, anche qui ci vogliono volontari, spazi e tempo, perché noi comunque sia all'utente dobbiamo dare una spesa dignitosa. Io non do la spesa a una persona povera, io do a una persona come me, come te, per cui niente deve svilire, niente deve farci pesare questo nostro momento di difficoltà, tutt'altro. Ecco perché credo che tutto il mondo del volontariato si prodighi per mantenere quella dignità che la persona già di suo sente un po'
sfuggire, ma noi no, dobbiamo aiutare come posso dire, se venissero lì con il denaro. Non ha importanza che non costi nulla, ma costa già dignità, ed è una delle cose che non possiamo non ricordare, che già chiedere è difficile. Allora andiamo a vedere, conosciamo anche queste associazioni Dharma, Dea Bellona, associazione Dea Bellona di Montebelluna, andiamo a sentire cosa dice questa associazione. E guardate che siamo venuti a trovare adesso questo lungo tragitto che abbiamo fatto, siamo con l'associazione Paracautisti Dea Bellona di Montebelluna. E precisamente con chi? Il presidente Claudio Durante. Allora, presidente, cosa vuol dire essere qui in queste giornate importanti? Voi avete sempre partecipato a queste manifestazioni, a questi eventi? Cerchiamo di essere presenti anche per essere di aiuto, insomma, a tutti quanti, a tutte le associazioni. Insomma. Tante associazioni, però pochi giovani, forse qualcuno nel mondo dello sport, ma dopo c'è la noia. Cosa vorrebbe dire a questi genitori, a questi nonni, a questi ragazzi che forse avvicinarsi anche a queste discipline, a cercare di aiutare anche voi col mondo del volontariato? Ma delle volte invece di andare al mare o in montagna, di partecipare a questi eventi che è già difficile organizzarli e ci vorrebbe una partecipazione di tutte le famiglie. Ecco. Siamo anche con Fabio Termini, il vicepresidente dell'associazione, e siamo qua appunto per tutto il villaggio delle associazioni, che è una cosa stupenda creata appunto da Mirella Durato, che ci inorgoglisce essere partecipi in questo contesto. Enzo Andretta, presidente associazioni combattentistiche, grazie presidente, sempre presente, sempre vicino a questi eventi per aiutare, per mettere in sicurezza anche l'evento. Cosa possiamo dire di questi 3 giorni? Domani chiuderemo. Ecco, che esperienza è stata, Presidente? Beh, è sempre una bellissima esperienza collaborare con la Mirella e le associazioni di questo villaggio delle associazioni, perché è un evento unico. Dove vediamo tantissime realtà e dove ci confrontiamo assieme per capire le varie problematiche che ci sono nel mondo, dove a volte non conosciamo veramente questi problemi. Allora, Presidente Mauro, i giovani, il problema che abbiano quasi tutte le associazioni, a parte qualche realtà, il problema è quello, come intrigarli, prego. Noi siamo una realtà, io dico privilegiata, perché spesso abbiamo dei ragazzi, poi le attività che vengono, diciamo così, sostenute anche da parte nostra, tipo i GREST, tipo le collaborazioni con le parrocchie e quant'altro. E abbiamo i ragazzi della Comunione e della Cresima che vengono da noi a fare il periodo e ci vengono ad aiutare, ma questo belle visite, diciamo, dei ragazzi è un tam tam che si rivolge poi anche alla famiglia. Le nostre parrocchie si stanno attivando molto per questo, proprio per creare una connessione tra il mondo del volontariato e la loro, diciamo così, vita spensierata, se così possiamo dire, e per poter far capire che ci sono altri bambini e altri ragazzi che non hanno quanto hanno loro in fatto di sicurezza, di alimentazione, anche di attività ludiche, perché è importante, i bambini devono giocare. Abbiamo nel nostro territorio i salesiani e questo ci porta ad avere una strettissima collaborazione e molti ragazzi vengono da noi, tanto che in questo periodo abbiamo avuto qualcuno che ci ha inserito dati, altri che addirittura hanno fatto un disegno bellissimo, altri che ci hanno tradotto praticamente tutti i nostri documenti nelle varie lingue per mettere a disposizione dei vari utenti anche la famosa lista della spesa che va dall'inglese all'arabo e cose di questo genere. E questo noi però dobbiamo come posso dire, essere noi a modificare l'approccio con loro, perché non possiamo sperare
in una presenza continua e costante, ma dobbiamo accoglierli quando loro possono e soprattutto mettere diciamo a disposizione tutti quegli elementi che possano permettere alle loro competenze e al loro fare di donare per il mondo del volontariato quello che loro sentono di poter donare, perché dare dei compiti ben chiari o impegnarli a tempi lunghi è impensabile. Allora andiamo a vedere se riusciamo anche questo servizio molto importante di questo anziano che si era perso. Per fortuna è riuscito a suonare alla polizia locale di Treviso che l'hanno riaccompagnato a casa. È un servizio molto bello, guardate, dobbiamo stare molto attenti. Abbiamo avuto a che fare nei giorni scorsi con una persona anziana, un novantenne, che si è trovato nei pressi del comando della polizia locale smarrito e che ha avuto almeno, diciamo, l'accortezza di suonare al nostro campanello. Da lì abbiamo avuto l'opportunità di parlare, interloquire subito con lui, abbiamo capito che si trattava di una persona in qualche modo smarrita nell'idea di chi fosse e quindi anche di dove poter andare. Ci siamo attivati immediatamente cercando di capire chi avevamo davanti, l'abbiamo accolto immediatamente in comando anche in una giornata di grande caldo dove era veramente opportuno metterlo al riparo, in una condizione assolutamente serena. Siamo riusciti a parlare con questa persona e anche un po' scherzandoci sopra, alla fine, dopo un lungo dialogo, abbiamo avuto degli elementi sui quali riuscire a fare un'attività di indagine, se vogliamo, e che ci ha permesso di individuare un possibile luogo di residenza. Non eravamo sicuri, abbiamo chiesto a questo signore se avesse piacere a salire in macchina con noi ed essere portato in un posto, ed effettivamente abbiamo avuto l'opportunità in questo modo di portarlo a casa, dove c'era una signora, la moglie, che lo stava aspettando, e ovviamente è stata felicissima di ritrovare il marito. Felicissima di trovare il marito, attenzione, una certa età, non lasciateli uscire da soli, fateli sempre accompagnare, chiamate il mondo del volontariato che ci siamo, perché guardate che veramente ci sono problemi poi, ecco, non va bene, dobbiamo stare attenti. Come commentiamo e come ci saluti Gabriella Mauro? E sempre con un bel messaggio di speranza, chiunque ha un bisogno, anche solo di informazioni, qualcuno ha qualcosa che vuol donare, qualcuno che vuole essere volontario, noi ci siamo. Il mondo del volontariato è ampio, ha le braccia sempre aperte, non ha importanza come si chiama l'associazione, ma noi ci siamo sempre e la Mirella ce ne dà, come posso dire, prova ogni giorno, Mirella, con i tuoi ospiti, con il tuo, non per volerti, come posso dire, confezionare un qualcosa addosso, ma veramente sei di esempio. Continua in questo modo perché sei la voce di tante persone silenziose che non hanno il modo di comunicare con gli altri. Grazie. Grazie a te Gabriella Mauro, Presidente Emporio Solidale San Vincenzo di San Donà di Piave, tante iniziative che sta cercando di mettere in atto. Speriamo anche che l'amministrazione capisca l'importanza di questa associazione e che magari trovi degli spazi tanto promessi ma che finalmente arrivino, perché come capite i numeri sono talmente alti che qualcuno deve riflettere, perché questa associazione sta aiutando e non facendo altro, perciò aiutiamo la Presidente, lo dico al Sindaco, perché hanno bisogno di un ampio spazio dove sono troppo stretti, lo dico io perché veramente lo meriti. Grazie veramente. Grazie a voi. Grazie a voi. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Bentornati con noi anche oggi e vi presentiamo degli strozzapretti con il salmone affumicato e un misto bosco. Iniziamo con il mettere in acqua i nostri strozzapretti, dopodiché con un po' di cipolla prepariamo un piccolo soffritto che andremo a cuocere in padella, mentre con il nostro salmone affumicato
andremo a tagliare delle striscioline che in seguito salteremo in padella. A parte abbiamo già, come potete vedere, dei funghi misto bosco preparati, trifolati normalmente, quindi con un pochino di olio, aglio e prezzemolo. Ed ora iniziamo la cottura, prendendo la nostra padella, un goccio di olio e facendo rosolare la cipolla. Nel momento che la cipolla si sarà dorata, aggiungeremo il salmone affumicato. La cipolla è quasi pronta, andiamo a unire il nostro salmone, lo lasciamo insaporire un attimino, non troppo, il salmone non deve cuocere troppo, deve semplicemente scaldarsi, vedrete che cambia leggermente anche il colore, però scaldarsi, non cuocere, altrimenti diventa stopposo. Dopo una ventina di secondi bagniamo il tutto con un goccio di vino, dopodiché lasciamo evaporare la parte alcolica del vino, vedete si sta formando una bella crema di base perché chiaramente l'olio si emulsiona con il liquido. Aggiungiamo i nostri funghetti e diluiamo il tutto un attimino con poca panna. Facciamo riprendere il bollore al tutto e appena ripreso il bollore possiamo spegnere e la salsa, come notate, assume la sua giusta densità. Io direi che gli strozzapretti sono cotti, quindi andiamo a scolarli, li versiamo in padella, saltiamo il tutto e andiamo a comporre il piatto. Se notiamo che la salsa è leggermente liquida, possiamo tranquillamente aggiungere una spruzzatina di formaggio che con i funghi va più che d'accordo. Dopodiché prepariamo questo bel piattino. Ecco qua. Chiudiamo la presentazione di questo piatto con un po' di prezzemolo tritato. Se ci fa piacere possiamo macinare un pochino di pepe sopra il tutto e io direi che è bello pronto per essere portato in tavola e gustato in compagnia.